in nulla che monti, fui godendo, sarà genotti, chi botta friscura. Nieddu mi paria s'orizzonti, e mistero, su chelu e sa natura. Pensenda sa vita dotti in trea, me begno a conca de olli interrogai. Cudai stella là, lontana, e tremulea. Poi comprendi a uba de pandai. Uno pago avettu, ma non c'è sta risposta. E fui già intrendo in uno avolottu, quando si stella mi ha fatto una proposta. Non rifimmisi, picciocco, a su connotto. De un'era noa, in noi, un unio. E a questa ideas non rifacca scrittica. Casa scienzia, su mondo dari unio. E su chi da intreulau, e sa politica. Facciamo un applauso a Riccardo Murgia che ci ha appena presentato e interpretato questa poesia. La poesia si intitola Ideas a Istrovelgia. È una poesia che è stata scritta da Peppino Mura nel maggio del 2023. Vi racconto un po' in che contesto è nata questa poesia, perché è una storia molto bella. E innanzitutto vorrei presentare Riccardo Murgia, che è un ricercatore di fisica all'Università di Cagliari. Se la gioca bene, a breve professore, e è esperto di cosmologia, in particolare cerca di indagare il passato del cosmo. Lo trovate sui social come The Sardinian Cosmologist e in particolare si occupa di divulgazione di scienze in sardo, quindi se volete imparare di fisica e cosmologia in sardo, seguitelo. Per quanto riguarda la poesia appunto è stata scritta da un signore che era presente in uno dei nostri primi eventi, in particolare nel primo evento Scienza in Vita, la tappa 0. Come lui voi ha assistito a una serata di questo tipo, è stato ispirato da quello che abbiamo fatto, quindi chiacchiere, osservazioni al telescopio, e ci ha regalato questo bellissimo testo. Pertanto noi ci teniamo molto ogni volta a leggerlo e interpretarlo, quindi farei un applauso in particolare a Peppino Mura. La prima tappa di Scienza in Vita si è tenuta a Ierzu e in particolare è stata una tappa organizzata in seguito a un evento molto importante. C'è stato questo Einstein Telescope Symposium, un simposio molto importante al T-Hotel di Cagliari, quindi un hotel molto prestigioso. In occasione, appunto, è stato un modo, un'occasione importante per gli scienziati che lavorano all'Einstein Telescope, che è un telescopio di ultimissima generazione, che si occuperà di rivelare le onde gravitazionali. Ne parleremo meglio anche dopo se volete, cioè anche se non volete, perché ve lo racconteremo in ogni caso. E subito dopo questo simposio, dato che questo telescopio probabilmente verrà costruito in Sardegna e verrà costruito in un luogo molto particolare, nelle miniere di Sossenattos, quindi tra Lula, Bitti e Onani. Pertanto dopo questo evento noi abbiamo deciso, con un gruppo di ragazzi e ragazze, di andarli a vedere questi luoghi, queste bidde. E a Ierzo abbiamo deciso di organizzare questo evento di incontro e dibattito anche con la popolazione del posto, per capire anche qual era il parere delle persone che vivono in questi luoghi. Cioè arrivano questi scienziati che dicono: portiamo qui questo esperimento rivoluzionario, ok? Che cosa ne pensa la gente? È bello anche raccontare perché, qual è l'importanza di quello che stiamo facendo, perché noi siamo super entusiasti riguardo quello che facciamo, di quello di cui ci occupiamo ogni giorno, ma se poi non lo raccontiamo alle persone perde un po' tutto il senso, ecco. E quindi per questo quell'evento ci ha fatto venire voglia di andare in tutte le bidde della Sardegna. Probabilmente organizzeremo degli eventi anche all'estero a un certo punto, per raccontarvi quello che facciamo, per farvi vedere il nostro entusiasmo e anche per parlarne con voi. Deve essere uno scambio.
In questo contesto appunto è nata la poesia ed è nato il format Scienza Ibinda, che è appunto l'evento di questa sera. Questa sera parleremo di divulgazione, di astrofisica e cosmologia. Sarà un incontro plurilingue, parleremo in italiano, ci saranno degli interventi in sardo e non parleremo soltanto di scienza. Come vedete stiamo cercando di mescolare arti diverse, in particolare rinnovo i ringraziamenti e le presentazioni ai nostri musicisti. Gian Picchio alla chitarra e Augusto Murgia che ci regalerà un'altra bellissima opera d'arte che scopriremo soltanto a fine serata. E questo è un po', diciamo, il succo di quello che fa l'associazione IDEAS, un'associazione di giovani scienziati e scienziate, discipline diverse, ci occupiamo un po' di tutto, stiamo diventando sempre più grandi e in particolare di recente abbiamo conquistato altre persone, ci sono diverse nuove leve che vi presenteremo nel corso della serata e che stanno ancora studiando, quindi insomma abbiamo tutte le possibilità all'interno dell'associazione e noi partiamo da questo, partiamo dal farvi vedere il cielo stellato, cercare di raccontare perché, che cosa ci vediamo di bello in tutto questo, per far partire una vera e propria rivoluzione, si spera, partendo dal basso. Rinnoviamo adesso un po' di saluti istituzionali. Questa tappa è stata possibile grazie al patrocinio e al supporto del Comune di Carbonia e ringraziamo in particolare l'assessore alla cultura Giorgia Meli e il sindaco Pietro Morittu e la Proloco di Carbonia che anche ringraziamo, in particolare Franco Marongiu con cui ci siamo interfacciati in particolare per la realizzazione di questo evento e ringraziamo la collaborazione anche con il sistema museale di Carbonia, di nuovo Giacomo Paglietti in quanto curatore e il consorzio Sistema Culturale di Sardegna, in particolare la presidente Ivana Zucca. Inoltre vorrei ringraziare tutti i volontari e le volontarie di IDEAS che sono venute qui questa sera e hanno dato vita a tutto questo, quindi vi invito a fare un applauso a tutte le persone, in particolare a quelle che sono dietro le quinte. Vi ricordiamo che siamo in diretta streaming, quindi se ci sono persone che non sono potute venire e volete invitare a seguire l'evento da lontano, potete trovare il link alla diretta sui nostri social. Per la diretta ringraziamo in particolare Daniele Martini alla regia. Facciamo un applauso. E adesso lascerei il palco a Riccardo Murgia, il nostro Ricky, che per un po' ci parlerà di scienza in sardo e sarà accompagnato appunto da Gian Picchio alla chitarra, Nenneddu alla tastiera e Augusto Murgia che nel frattempo produrrà dell'arte. Dunque, se saluto a tutti, grazie, se uso pregiau su medas e pregiare a medas adesso noi. A me, amante da Genau, minanta ricchi, se astrofisico teorico, cosmologo, sardo, de Sardinia un cosmologist. Astrofisica e cosmologia. Un montone di gente, de ogni luogo in sul mondo, imprendi, computadoras, mannasa meda. Imprendi telescopios, fai contos, fai sperimentos. Poi cercai di comprendi i sleisi dessa natura. Poi cercai di comprendi i sleisi dell'universo in cui viveus. Castiai s'universo. E taulinnai. Doveus alcuni sogus, cosa nostra, ma vinas a questi telescopios. Acciappausu luci, acciappausu sa luci, chi cribara, deis istedus, commente su soli e deis atrus istedus a interessa galassia cosa nostra, sei a savalla.
e intre altre galassie, montones de stedus, apustisi, con su telescopio ingunisi, Gigi, Gabriele, Simona, gli studenti e le studentesse dell'Università di Cagliari vi faranno vedere montones de stedus, anta acciappai fotografie live, in diretta. E anta questionai si danta contai fino a de questo universo un frendisi. Vivevo in un universo che esti un frendisi attrasse valloneddu, donni a di. E Deus è uno fisico teorico, ma fino a che sia uno fisico teorico mi piace in me era esperimentus. E dunque a questo esperimento de fai a spagnatura dessa scienza, totus impari, in ogni luogo, in ogni bida, in ogni sito archeologico, si pragiria dove totus impari. E a nosus dessa sozio ideas una cosa si pragiri il successo. Noi puntiamo al successo, participio passato del verbo succedere, una cosa di cui c'è moltissimo bisogno, far succedere cose in Sardegna. Se ci pensiamo, insomma, abbiamo delle classi dirigenti a tutti i livelli che hanno molta difficoltà da parecchi anni a far succedere cose, quindi insomma noi stasera perlomeno tutti insieme, grazie a tutti voi e tutte voi, stiamo facendo succedere un qualcosa, magari non di particolarmente importante, però facciamoci un applauso per questo qualcosa che stiamo facendo succedere stasera tutti insieme dal basso, solo perché abbiamo deciso di farlo, solo perché abbiamo deciso che a noi piace pensare la cultura scientifica e non come motore di inclusione e progresso sociale. We believe in collaboration with respect to competition. We believe that things should be done together, from bottom down. We have an approach bottom down, a bottom down approach. We want to help building a better society, more respectful of all cultural diversities, inclusa sa diversità cosa nostra, inclusa sa cultura cosa nostra. Nosusu querimos vesire dessa torre d'avorio pogistionai con totusu de dottu. E sicuramente se uso in Sardegna, duollo su vai, finasa in sardo, in inglese, in spagnolo, in francese, in italiano, ma finasa in sardo. D'ogni variedadi, ci causa de comprendi variedadi dei altri e questionaso di ognuno sa varietà di cosa sua. Cano se uso scimprusu per uso impreai su sardo, sa lingua cosa nostra che ne lingua franca. E dunque, scusate, mi infogo ogni tanto, spero che il microfono di averlo settato giusto. E mi scuso per i problemi all'audio che abbiamo avuto, che non dipendono da chi ci sta facendo, da chi è lì dietro che si sta facendo un mazzo dalle 4 del pomeriggio. Non so, voi dal vivo non vi siete resi conto, ma se c'è qualcuno che ci sta seguendo online, ci sono stati grossi problemi tecnici. Mi scuso, ma voglio dire, ci prendiamo tutti un pezzettino di colpa, non è colpa di chi sta lì dietro. E niente, in Sardegna noi siamo abituati da decenni, lo sappiamo, a un modello di sviluppo, ai Cirinantes Politicos, che insomma non è proprio adatto ai nostri territori, alla nostra cultura, così non si è dimostrato perlomeno. E dunque toccherà a noi in Sardegna e in Sudisterru, in ogni luogo e in ogni maniera. Ideas non è sola, Ideas è un nodo di una rete interdisciplinare, intergenerazionale e internazionale, una rete che si chiama Nodi e che è stata messa su o comunque è stata ideata da un vostro concittadino che si chiama Federico Esu, un altro che ha posti anni e anni di disterru de benia conca s'idea de fai qualcuna cosa bottom up e dunque non si usa solo poita questa cosa che tocca a noi, da Deus intende ad ottus, lo sentiamo, il vento fischia sempre, è come il tiromancino di Gigi Riva, sempre che gira, e poi quindi uno lo sente, e lo sente che tocca a noi sfruttare tutta la nostra creatività e il nostro entusiasmo per elaborare dal basso una società nuova, o perlomeno per provarci, qui ed ora, una società sostenibile a misura di Sardegna. Noi nello specifico da scienziati e scienziate crediamo che tutte le infrastrutture scientifiche e tecnologiche in Sardegna, presenti e future, debbano essere un volano per l'economia dei territori nel rispetto delle esigenze di quei territori.
Noi crediamo che quando si parla di cultura, di scienza e di tecnologia non si possa prescindere dal parlare anche di ripopolamento, di riaperture di scuole e ospedali nei piccoli centri, di trasporto pubblico, di turismo consapevole e di autodeterminazione delle comunità locali. Insomma, si vragiri a mesturai a nosuso. Si vragiri mera a mesturai e voita no. Ponnai, voita no voreusu, sceti voita biveusu arrenconausu in un'isoletta, a intri di un pianeta microscopico, sceti po gustu, si storia dell'universo a noi non si vertoccara. O sceti voita, si storia cosa nostra, non si da conta nemusu. Si storia dell'Italia e dell'Europa si da conta in italiano. Sceti po gustu, si storia dell'universo non da voreusu contare in sardo. Ma voita. O scetti voita, sa Sardegna, si suledda cosa nostra, o indi esti parti del stadio italiano, scetti po gusto deposo in italiano, chi stionai in italiano scetti, ma voita. Voita non poteva essere bilingue. A nosusu, scienziauso e scienziatas, chi si du vai, dessi inciamacchiare, tutto sa di, tutto is dies de sanno, po ciccai de comprendi si storia de dottus si appustis non ci lompeusu in ogni allogu po da contai a totus. T'indagatas, candu bessis a fora de custa isoletta, in su di sterru t'indagatas, chi s'attobbiu con un'altras culturas, esti plus bellum meda candu denisi a regini tui puru. Candu scisi di aderu zucchini sesi, tenisi tutto un mondo, su mondo cosa tua, che puoi scompartire. Come in un bar, buffendi, ampuddas prena de cultura, a nosu puru toccara a convidare. Capovai a cambio, toccara a pigai e a donai. A pigai e a donai. A pigai e a donai. Italiananta quando esti scetti a pigai? Non dinanta cambio, dinanta colonialismo. E dunque eus nau chi nosus astrofisicus e astrofisicas eus sempre fatto una cosa castiai s'universo acciappai s'allugi. Finzas a su 2015. Ed è sul serio in su 2015. Giampaolo si te ricordara. In su 2015 eus acciappau un'altra razza de onda. Un'altra razza completamente. S'allugi un'onda elettromagnetica. Luci esti, di ogni frequenza, ma luci esti. Non serve di manco il telescopio, finza che se un mariposa biu altra frequenza che non biu questo ma luci. Ma in su 2015 è usa ciappao ondas gravitazionali, sì. Questa razza de onza è strana. Uno vago come ti si stupai isorigas a pustisi de millenas de annus. De su 2015 poreusu castiai a s'universo, ma dopo deusu vinzas ascoltai. Eita serbiri, po ascoltai a s'universo. Noi le prove le facciamo in diretta. Scusate, mi stavo un po' seccando. Itta serbiri può ascoltare a s'universo. Può ascoltare a s'universo. Serbiri, uno silenzio perfetto. Annoso dei studios e misuras antamostau che subru silenzio perfetto de tutto su mondo Dudeneusu in noi, in Sardegna, noi in Carbonia,
Puro, su silenzio puro in Carbonia, non è malo, Mattia, si da raccontai. Ma tu te ne uso in Barbagia, a Cantesminas de Lula, Bitti e Onani, nella località di Sosenatos. E dunque si spera esti chi su prus acciappadori de ondas gravitazionali in mano in tutto su mondo, danta fai in Gunisi, Samantha si da Genau, Einstein Telescope di Ranta. Ma si spera, cosa nostra, desse associo ideas. Esti chi sa scienza internazionale in Barbagia. Non era rivoluzionai fetti sa fisica e sa astronomia. Si spera cosa nostra, magari naif, però cosa esti chi sa scienza in bidda, poi cambiai sa geografia e a rivoluzionai si storia desi da cosa nostra. Un'occasione manna, pois giovunus, sardus e sardas de avarrai in noi, chi ollenti. E pois disterraus e disterradas den ci dorrai. Altro ca overturism, fabbrica de bombas, un tronaggio militari. Però toccherà scioverai, E toccherà scioverai, tutto si imparica. Non so se su Macus, ma o dove uso tutto si impari, o asi nunca scetti macchiori in rivoluzione. O le usiamo stai o no? Che a questa terra non esti scetti un mare azzurro e un silenzio perfetto. Non so e uso scioverau già. In Satobio, qui in altre culturas, o le uso puro. E dunque dessa scienza de oi ed è cali chi siara altro tema, tocca la questione in ogni logo e tocca la questione in ogni limba. Finas in sardo. Facciamo un applauso a Ricky Murgia, The Sardinian Cosmologist, se volete seguirlo sui social. Come ha detto lui, noi le prove le facciamo live, che nella vita appunto facciamo altro, poi arriviamo qui e facciamo del nostro meglio. E infatti, ecco, a me mi hanno messo a fare la presentatrice. A momenti mi scontravo con il performer, però eccoci. E ringraziamo di nuovo tutti i presenti e per tutte le nuove persone che sono arrivate, visto che siete in molti. Vi ricordo che abbiamo delle box Smurzu disponibili al banchetto del merchandising, c'è vino e vi avviso che stiamo per parlare di temi molto complessi, molto delicati, quindi forse servirà del vino che aiuta sempre, meglio sentirli se siete un po' annebbiati, e anche un modo per aiutarci e per sostenerci. Abbiamo il merch disponibile, ci sono delle bellissime magliette con le grafiche di Augusto Murgia che vedete alla mia destra, a cui faremo un nuovo applauso. Gli applausi non sono mai abbastanza, quindi vi faremo stancare le mani stasera. Abbiamo anche i pirichitus, mi dicono, che anche sono buonissimi, quindi vi invito a comprare anche quelli. E adesso andiamo avanti con il prossimo intervento, mettiamola così, di divulgazione. Prima di passare all'osservazione con i telescopi, quindi a guardare con i vostri occhi quello che tipicamente noi vediamo, stelle, pianeti, galassie, oggetti del cielo profondo, della nostra galassia e delle altre galassie, adesso vi spiegheremo qualcosa di appunto più complesso, che riguarda qualcosa che in teoria esiste, noi sappiamo che questa cosa deve esistere, eppure non la vediamo, la materia oscura. E invito a raggiungermi qui due esperti. Dovete sapere che questo tema è molto controverso e di solito gli scienziati si scontrano su questo tema, perché c'è chi dice che la vede, chi dice che non la vede. E questa sera abbiamo due rappresentanti di due categorie: la fisica delle particelle, rappresentata dal nostro Mattia, il local di Carbonia. Mattia, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, brillante scienziato che ha seguito il percorso di eccellenza. E poi a rappresentare l'astrofisica invece abbiamo Alessio Mei, fresco dottore al Gran Sasso Science Institute e adesso ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che appunto dialogheranno sulla materia oscura.
Buonasera, ciao a tutti, mamma mia, incredibile, un applauso. Mattia, tu non ce l'hai il microfono. Microfoniamo Mattia, va, che qui oggi dobbiamo discutere. Dobbiamo discutere di un tema, come Samantha c'è un po'... Ci sei Mattia? Sì, ci sono. Ok. Dobbiamo discutere di un tema un po' controverso, quindi mi serve Mattia bello microfonato. Allora, Samantha ha già un po' mi ha introdotto. Salve a tutti, io sono Alessio e questa sera sono per voi l'astrofisico. Astrofisico che porterà avanti... Eccoci qua, non so se ci vedete. Ci sono le nostre immagini. A me non si vede per niente, questa cosa non l'avevamo considerata. Giuro, quello è un telescopio. Io che guardo il telescopio, questo mi qualifica come astrofisico. Sì, invece sono Mattia, appunto, io sono un fisico delle particelle. In realtà sono anche un fisico astroparticellare, cioè studio le particelle che vengono dal cosmo e uno specifico tipo di particelle. Questa materia oscura su cui dibattiamo tanto. E oggi saremo qui a parlare di un tema. Ecco, io e Mattia saremo un po' i portavoci di due branche diverse della scienza. Io l'astrofisica e Mattia la fisica delle particelle, perché queste due branche della scienza sono decenni che discutono di un tema che è forse uno dei più importanti nella fisica moderna, che è la materia oscura. La materia oscura che noi astrofisici vediamo... Però Mattia non è... Sì, infatti, perché c'è questa diatriba in cui gli astrofisici ci dicono che vedono la materia oscura, ma noi fisici delle particelle non la vediamo. Quindi anzitutto, Alessio, cosa intendi con vedere? Vedere materia oscura, ma anche vedere come facciamo a vedere? Facciamo un bel passo indietro, così siamo Infatti. tutti sulla stessa pagina. Vedere, per me, ma penso che sia esperienza comune di tutti, significa usare i nostri occhi. Però alla fine i nostri occhi che cosa sono? Sono banalmente uno strumento che serve a raccogliere la luce. Poi questa luce viene portata nel nostro cervello, viene rielaborata, eccetera, eccetera. Però alla fine dei fatti quello che facciamo è raccogliere luce. In astronomia il nostro percorso è praticamente lo stesso, solamente che vediamo oggetti, sì, molto brillanti, però anche molto lontani, e quindi abbiamo bisogno di strumenti molto forti, come per esempio i telescopi. Ecco, i telescopi sono come il nostro occhio, ci permettono di raccogliere semplicemente più luce. E quindi per me vedere è questo, raccogliere la luce. Quindi Scusa Alessio, una domanda, ma perché hai detto che vedi gli oggetti che brillano, ma tu non brilli, eppure ti vedo? hai ragione. Facciamo una cosa, innanzitutto non è proprio così, perché non so se lo sapevate, ma noi in realtà la emettiamo la luce, lo sapevate? Quanti lo sapevano? Alzate la mano. Pochi, non lo sapevate. Allora ve lo dico io oggi. Sappiate che qualsiasi, non io perché sono brillo di luce propria, ma chiunque, qualsiasi cosa abbia una temperatura, e voi se ve la sentite così, ce l'abbiate almeno spero a 36 gradi, ecco, un corpo che ha una temperatura emette una luce, a seconda della temperatura la emette a diverse frequenze. Noi corpi a 36 gradi la emettiamo negli infrarossi, quindi noi non siamo in grado di vederla. Però per esempio pensate, ne so, ai documentari, quelli degli animali notturni che vanno coi visori, eccetera. Perché li riescono a vedere gli animali in quei casi? Banalmente perché li vediamo coi visori infrarossi, anche loro emettono quella luce. Però no Mattia, hai ragione, tu mi vedi in una luce come per esempio, ne so, questa lampada astronomia, le stelle. È perché la luce agisco. Il mio corpo in questo momento sta interagendo con la luce prodotta da altri. Il sole adesso è la luce di tutte queste lampade che ci stanno in faccia. Però in questo momento il mio corpo sta facendo rimbalzare la luce di questi oggetti verso i vostri occhi. Per questo mi vedete. Scusa Alessio, ma c'è un modo a parte la luce di vedere gli oggetti? O sapere che c'è qualcosa? In realtà non serve soltanto la luce per vedere. Questo sarà il dramma di questo intervento di stasera. Io vi faccio vedere una cosa, vediamo se funziona, i potenti mezzi di idea. Vedete questa immagine? Questa è la prima immagine che è stata fatta di cos'è un buco nero. Un buco nero è quello che rimane dopo la morte di una stella molto grande, molto massiva, ed è l'oggetto più denso dell'universo. Che significa essere che attrae a sé tutta la materia che gli va intorno. Non solo però la materia, anche la luce viene attratta da questo buco nero e non riesce più a sfuggirvi. Quindi il buco nero per antonomasia è proprio uno degli oggetti che noi non... Eppure ci abbiamo fatto una foto. Come mai? In questa foto lo vedete, sembra che manchi un pezzo. Tutta la parte intorno è la materia che è riuscita a sopravvivere da praticamente l'interazione gravitazionale del buco nero molto
forte, questa materia si è accesa e per lui. Quindi noi non vediamo proprio il buco nero, infatti lì non si vede bene, però vediamo il contorno che viene fatto dalla materia luminosa intorno a sé. Quindi mi ha permesso di vedere qualcosa. A volte riusciamo a vedere oggetti anche a luce. Ok, quindi di fatto se invece c'è un oggetto che emette della radiazione, a quanto abbiamo capito, riusciamo emette luce, la vediamo, ma anche se un oggetto non emette luce e sarebbe invisibile, di fatto tramite la gravità mi riflette qualcosa, in questo caso il buco nero. Esattamente, la gravità è proprio il fattore chiave di questo tipo di oggetti. Pensate che la gravità noi ormai la conosciamo da secoli, il primo a parlarne in maniera formalmente corretta, e Newton è stato il primo a descrivere la gravità come una forza, quindi una forza che avviene tra due corpi. Più questi corpi sono massivi, più questi si attraggono, però più sono lontani, più la gravità è debole. Dovete pensare che la gravità in realtà è un'interazione molto debole. La gravità riesce a essere evidente esclusivamente se l'oggetto che la esercita è grande, più grande di un pianeta. Infatti noi la vediamo quando siamo qui sulla Terra perché cadiamo, perché la Terra ci attrae. Però in realtà anche noi stiamo esercitando gravità in questo momento. Però prendete me, un corpo come me non riesce a trarre niente, al massimo, cioè la mia ragazza in seconda fila, quindi il massimo riesce a trarre il mio corpo è questo, però la gravità... Qualcuno diceva l'amor che attrae il sole e le altre stelle. Il sole, esatto, e tra l'altro il sole proprio mi dà l'aggancio perché è importante. Il sole per esempio è l'oggetto più grande che c'è nel nostro sistema solare ed infatti è quello che esercita la forza di gravità più forte. Tutti i pianeti si trovano a interagire con esso e infatti gli ruotano intorno. E non è una prerogativa solamente del sole in realtà, per esempio anche il sole stesso Attrae. Se sì. attrae, immagino che gli oggetti debbano cadere, debbano proprio attrarsi e scontrarsi, invece com'è possibile che ci sono delle orbite? Allora facciamo così, ora userò uno strumento tecnologico, va bene? Questi sono le grandi qui vediamo telescopi, satelliti, Einstein Telescope, ora vi tiro fuori la tecnologia che abbiamo a Ideas, vedete, non so. Ah, quindi eri preparato. Okay. Ero preparato. Okay. Ah, lo vedete? Aspettate, che lo sciolgo. Lo vedete tutti? Carbonio, non vi serve, lo vedete? Che qua parliamo di cose che non si vedono, io non lo so se voi vedete o no. Lo vedete? Ok, questo è un oggetto che solamente è per far giocare i gatti. Spero non ci siano gatti nelle vicinanze, perché sennò qui diventa un casino. Però allora facciamo un esempio, va bene? La punta di questo stecchetto qui, lo vedete? Immaginate sia il sole, ok? Il sole. E il topolino, come potete ben vedere, è la Terra, ok? Quindi solitamente quello che succede, che cosa succederebbe se... Mattia, vieni un attimo, mi devi reggere il microfono, qui è un casino. Allora, immaginate che questi due sono fermi, d'accordo? Questo è il Sole, questa è la Terra. Se stanno fermi, che succede? Che abbiamo detto che ci ha insegnato Einstein? Sì, Einstein, pure Einstein, però Newton. Esatto, questi due si attraggono, quello che succede normalmente. Però immaginate che invece il pianeta non stava fermo, ma si stava muovendo con una certa velocità laterale rispetto al Sole. Allora, quello che succede sostanzialmente è questo qui. Ossia che il pianeta inizia a ruotare intorno al Sole. E quelli che li tiene insieme, ora in questo esempio, banalmente è il filo. Ma il ruolo centrale che viene fatto dal filo in questo esperimento è la gravità. D'accordo? Quindi il Sole riesce a far girare intorno alla gravità perché? Perché da una parte c'è il pianeta che se ne vuole andare dove stava andando, non vuole essere disturbato, ma il Sole lo attrae verso di sé con la gravità. L'effetto cumulativo di queste due forze genera un'orbita che è stabile, che vuol dire che se poco la sposto, quella ritorna dove era poco prima. Però Ale, scusa, sono un attimo confuso, non so se anche voi state seguendo, perché non capisco la connessione con la materia oscura. E in realtà tutto questo preambolo... Questo preambolo è importante per un motivo molto semplice, perché la prima volta che si è parlato di materia oscura è proprio perché noi astrofisici abbiamo visto un'anomalia nelle orbite non dei pianeti intorno alle stelle, bensì delle stelle intorno al nucleo della galassia, che sappiamo essere la zona più massiva di una galassia. Come fai a saperlo? E come faccio a saperlo? Aspetta, qui c'è un altro oggetto molto... invece sta qua. Un altro oggetto molto tecnologico che vi gira la cosa. La vedete? Carbonia? La vedete?
Ok. Allora, questa qui è una galassia a spirale, lo capite perché vedete le braccia della galassia formano proprio una spirale. Ora, che cos'è una galassia? Una galassia è un insieme di stelle tenute insieme proprio grazie alla gravità. E la galassia brilla perché ogni singolo puntino che vedete all'interno di questa immagine in realtà rappresenta una stella. Questi oggetti sono talmente lontani che noi li vediamo brillare come se fosse un oggetto unico, ma in realtà la luce viene prodotta da una singola stella. Ora vedete quella zona al centro lì? Vedete, è più luminosa. In questo caso, quindi, che ci sta dicendo questa immagine? Che al centro c'è più luce, perché ci sono più stelle, e quindi c'è più materia. Quindi io banalmente, vedendo quanta luce mi arriva dalle galassie, io so stimare quanta materia è contenuta all'interno della galassia. Però non c'è solo la luce, mi dicevi, per vedere se c'è qualcosa. Prima abbiamo visto il buco nero, che si vede che c'è un buco nero, ma il buco nero non emette luce. E qui c'è un altro punto, ossia la gravità è anche un altro strumento che mi permette di misurare quanto pesa una galassia. Ora, qui la vedete, questa è un'immagine, ok, di una galassia, però in realtà, come vi ho detto prima, ogni singola stella che prende parte a quella galassia sta ruotando intorno al proprio centro. Quindi voi le vedete immobile, però in realtà quella sta ruotando, ok? Quanto velocemente sta ruotando è importante perché, ora, immaginate, riprendiamo il giochino, immaginate che questo è il nostro Sole, va bene? Questo è quanto veloce gira la Terra intorno al Sole. Quanto ci mette a fare un giro completo? 365 giorni, un anno, esatto. Però se il Sole fosse un po' più grande e pesasse un po' di più, sapete cosa succederebbe? Succederebbe questa cosa qui. La Terra sarebbe un po' più vicina al Sole, farebbe molto caldo, veramente molto caldo, e girerebbe molto veloce. Io sto attento a non darmelo in faccia questa cosa perché è successa nelle prove, può darsi. Quindi questo che cosa ci fa capire? Che il meccanismo di equilibrio tra la voglia della stella di muoversi come si stava muovendo prima e il fatto che la gravità la tenga legata crea sostanzialmente un equilibrio dipendente dalla gravità. Quindi più una stella va veloce, più materia c'è dentro che la tiene legata. Questa è un'indicazione molto importante. Per cui io più vedo che una stella è veloce intorno alla galassia e più so che c'è massa all'interno e quindi so stimare, misurando le velocità, quanta massa c'è all'interno di una galassia, di ogni singola stella che vedo dentro la galassia. Però, quindi adesso per riassumere, abbiamo detto che ci sono due modi di vedere, di pesare una galassia. In un caso vengono fatte queste immagini, vediamo un sacco di stelle, più o meno sappiamo quante ce ne sono, dobbiamo stimare quanta massa ci aspettiamo che ci sia dentro la galassia. Invece d'altro canto una persona può guardare la velocità con cui ruotano le stelle intorno alla galassia e andare a ricavare la massa che ci si aspetta per questa galassia. E questi due metodi dovrebbero essere equivalenti, no? In linea di principio, se Newton ha ragione, in un caso ci basiamo sulle equazioni di Newton e di Einstein, dall'altro invece è solo osservazione. Esatto, cioè, quindi come abbiamo detto, la luminosità ci dovrebbe dire quanta materia c'è, anche la rotazione. Allora facciamo un esperimento. In base a quanta luce io vedo in questa galassia, vi faccio vedere vedete, sulla sinistra quanto veloce dovrebbe girare quella galassia. Non so se vedete tutti, e mi tolgo di mezzo, però aspetta, mi metto dietro il disegno. Allora, vedete, sulla sinistra è quanto dovrebbe girare la galassia, cioè quanta materia, quanta ne vedo dalla luce delle stelle. Sulla destra, invece, come potete notare, è la vera velocità della galassia che vedo e va tutto più veloce. Ed è interessante che non solo va più veloce, ruota più veloce, ma nelle parti più esterne delle spirali, noi abbiamo detto che la materia sta per lo più al centro, quindi sarà meno densa verso l'esterno, e sta andando molto più veloce rispetto a quello che mi aspetterei dalla luce che vedo. E questo può significare soltanto una cosa: o non ci abbiamo capito niente della gravità, che è una possibilità, ma che mi sentirei di escludere, oppure dentro le galassie c'è molta, molta più materia di quella che effettivamente osserviamo. Scusa, ma io avrei anche detto una terza, che magari voi astrofisici avete bevuto troppo vino quando avete guardato le galassie. Può darsi anche questo, e la teniamo come un'opzione libera, la deciderete voi a fine serata. Quindi c'è una materia in surplus nelle galassie che stranamente non emette luce perché non la vediamo insieme alle altre stelle, non interagisce in nessun modo, non fa ombra, non fa niente,
Eppure sta lì perché fa ruotare la galassia. Questa materia che non emette luce, ma c'è e i suoi effetti sono dati dalla gravità, l'abbiamo chiamata materia oscura. Ok. Qua sta il problema. Adesso io ho una domanda per voi, vi chiedo quanti alzino la mano, per favore, chi di voi è stato convinto da questo ragionamento, chi pensa che ci sia effettivamente materia. Avete domande? No, allora, Vado. il fatto è che io ho alzato la mano perché io sono stato convinto da questi discorsi, e anche non solo io, molti miei colleghi fisici delle particelle, ma anche, devo dire, la politica, le autorità, perché finanziano milioni di euro per esperimenti per cercare in modo diretto la materia oscura, come andremo a vedere. Quindi qual è il problema? Che Alessio, insieme agli astrofisici, mi dice che lo spazio è permeato da particelle, è permeato da materia oscura, quindi da questa materia che non emette radiazione, non interagisce con la luce, quindi la radiazione non è altro che luce, non viene emessa, non viene riflessa e non c'è proprio nessun modo in cui questa materia oscura possa vedersi, e ce n'è anche tanta. Ci dice che ce n'è molta di più, molta di più rispetto alla materia ordinaria, ma non riusciamo a vederla. Scusa, Mattia, aspetta un attimo. Che intendi con materia ordinaria? Scusate, c'è anche della materia straordinaria, quindi. No, c'è solo materia ordinaria. La materia straordinaria in questo senso è la materia oscura. Allora, chiedersi di che cosa è fatta la materia è la domanda opposta rispetto a quella che si fanno gli astrofisici che guardano il cosmo e si chiedono che cosa sono le stelle quando si vedono, si chiedono ma cosa c'è oltre la Terra, cosa sono queste stelle, le galassie, gli ammassi di galassie, quanto è grande l'universo. E invece chiedersi di che cosa è fatta la materia è la domanda opposta, cioè passare dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo. Nel corso degli ultimi decenni, forse nel corso dell'ultimo secolo, siamo stati capaci di dare una risposta concreta a questa domanda, almeno pensiamo di poterla dare, sulla base di questi costituenti elementari, particelle elementari, che sono quelle che compaiono in queste slide, che sono davvero poche. Vedete che si contano sulle dita di una mano praticamente. Hanno dei nomi un po' astrusi, per esempio la lettera tau, ma si chiama davvero tauone, muone, però non sono altro che delle proprio mattoncini di base che compongono tutta la materia che ci circonda. Oh, allora, scusate, se queste sono tutti i possibili casi, cioè, insomma, questa è tutta la materia che conosciamo, una di questi mattoncini qui deve essere la materia oscura, giusto? In realtà no. Dicono sì, Sì. qualcuno ha detto sì. Sì. No, in realtà la quale? risposta è no, almeno per quello che ne sappiamo, perché siccome i fisici delle particelle sono in genere persone molto precise che sanno con esattezza tutti i dettagli di queste particelle elementari, quindi sanno le loro proprietà, la loro massa, sanno tutte le loro caratteristiche, sanno che queste non possono essere materia oscura anche per un fatto molto semplice, ossia che la maggior parte di esse interagisce con la luce. Quindi se la materia oscura dovesse essere composta da queste particelle, prima o poi avrebbero dovuto interagire con la luce e le avremmo dovute vedere, prima o poi la materia oscura avrebbe dovuto riflettere. Quindi è una situazione disperata, Mattia, cioè tutta la materia che conosciamo non può minimamente spiegare la materia oscura, ma allora che cos'è la materia oscura? Per questo motivo, infatti, abbiamo ideato una nuova particella, si chiama WIMP, Weakly Interacting Massive Particle, che si chiama ossia particella massiva debolmente interagente, perché innanzitutto deve avere una massa, altrimenti una particella elementare deve avere una massa. Interagisce poco, perché altrimenti l'avremmo vista, e ce n'è tantissima. Adesso la cosa che a noi fa arrabbiare come fisici delle particelle, anche a me personalmente fa arrabbiare, è che gli astrofisici ci dicono che loro guardano il cosmo e vedono un sacco di materia oscura, ma noi non riusciamo a vederla. Scusa, quant'è la materia oscura allora? Fammi capire. Se tu dici che è tantissima, perché non la vedi? E infatti, allora, secondo voi in questa, adesso al parchetto di canastri sotto, c'è più materia oscura o più materia ordinaria? Ah, facciamo un'alzata di mano. Chi dice che c'è più materia oscura? Ce n'è di più, con la voce. Allora, Facciamo allora a urla. No, non è vero. Chi pensa che ce n'è più ordinaria? Che abbiamo capito. Quanti astenuti? La gente proprio che non si esprime. Ma vedi, no? Mattia, che ne pensi di Allora, questo poll? in realtà c'è molta più materia ordinaria rispetto a quella oscura. Ma perché? Perché quello che guardano gli astrofisici sono distanze immense, distanze galattiche,
che sono estremamente grandi, e dovete sapere che lo spazio è praticamente vuoto. C'è un po' di mezzo interstellare, un po' di polvere, un po' di vuoto quantistico, cose strane, però lo spazio è praticamente vuoto. E quindi gli astrofisici guardano gli effetti di miliardi e miliardi di particelle di materia oscura che permeano tutto lo spazio e ci dicono che in un centimetro cubo di materia di spazio, un centimetro cubo è più o meno lo spazio di una zolletta di zucchero, ci sono circa 3 particelle di materia oscura. Che è Pensateci pochissimo. quando bevete il caffè, questa cosa. Esatto, in una zolletta di zucchero ci sono 3 particelle di materia oscura. Però 3 sono pochissime perché ci sono miliardi di miliardi di miliardi di particelle ordinarie che compongono la Terra. Ma perché se voi avete visto, adesso guarderemo appunto immagini e anche guarderemo lo spazio, la Terra è un ammasso immenso di materia con densità altissime, però lo spazio è vuoto, quindi di fatto materia oscura non ce n'è. La cosa Ce n'è divertente è che poca. Mattia ogni tanto si arrabbia con me perché dico guarda quanta materia oscura Mi c'è." arrabbio, certo che mi arrabbio perché a me ne basterebbe una per vincere il Nobel praticamente. Io invece ne vedo tutta tantissima, ancora non l'ho vinto, quindi c'è questo un po', questo diatriba, vabbè, non ne parliamo adesso davanti a tutti. Sì, è vero, per me basterebbe solo una particella per vincere il Nobel. Ma quindi scusa, allora, se ce n'è così poca qui, e noi siamo qui perché dove Sì. altre possiamo essere, come faccio? C'è una speranza per noi di poter incrociare un po' più di materia oscura di 3 in una zolletta di zucchero? In realtà sì, perché non sono stato del tutto onesto con voi. C'è un'altra questione, ed è il fatto che, scusate, che il sistema solare si sta muovendo verso la costellazione del Cigno. Adesso Dov'è? il Cigno, c'è buio, non lo so, comunque... Dopo forse la riusciamo pure Dopo a forse riusciamo a inquadrare, se le vederlo. nuvole ci sono Sì. amiche. E quindi il sistema solare non è fermo, perché abbiamo visto, Alessio ci ha fatto, cosa vi ha detto Alessio? Che le stelle si stanno muovendo attorno al centro della galassia. Esatto. Non solo il Sole, la Terra si muove attorno al Sole, ma il nostro Sole si sta muovendo attorno nel braccio della galassia verso la costellazione del Cigno, che magari qualcuno di voi ha visto, se no comunque ve la faremo vedere, a 800.000 km all'ora. Cioè, sono moltissimi, è ben oltre il limite di velocità delle stradali a cui siamo abituati, che questo corrisponde a 220 km al secondo, che vuol dire andare da qua a Roma in praticamente 2 secondi. Adesso vi ho detto che stiamo con la mia ragazza, stiamo vivendo a Roma e ogni volta dobbiamo ci prendere di ferie per venire in Sardegna, invece questa distanza viene percorsa in 2 secondi. E questo cosa succede? Adesso immaginate, anche tu Ale, immagina che inizi a correre nel parchetto velocissimo, cosa senti? Immaginate anche voi di correre. Stanchezza, sudore. Ma Esatto, cosa c'entra questo con la materia oscura? Mattia, perché non se capisco. sei sudato, cosa senti? Se tu corri È che molto veloce e sei sudato, Mi devo cosa coprire senti? bene, se no prendo freddo perché c'è vento. Perché c'è vento. In sardo come si dice vento? Ventu. Entu. Ventu. Ho detto bene? Signor, no. Come devo dirlo? Ventu. Ho detto Ventu. bene? E questo è proprio quello che succede qua, perché il fatto che il sistema solare si sta muovendo in quest'allone galattico che è pieno di materia oscura origina un vento di WIMP, proprio un flusso molto intenso di particelle, di queste WIMP, che arrivano alla Terra. Quindi di fatto non ne abbiamo più 3 per centimetro cubo, ne abbiamo un po' di più, non troppissime di più, però comunque sono poche. Comunque nonostante questo non riusciamo a vederle. Allora scusami un attimo, ma abbiamo modo, nonostante mi dici la materia oscura interagisce così poco, quindi è già difficile di suo, ce n'è poca, anche se col vento un po' di più. Come possiamo sperare finalmente di vederla per la prima volta? E soprattutto, siccome l'abbiamo parlato stasera, ma per te, fisico delle particelle, che significa vedere? Allora, qua c'è un problema che viene sempre dagli astrofisici, purtroppo. Grazie. Perché ci hanno insegnato che lo spazio è bombardato da particelle che vengono dal cielo. Non c'è solo la materia oscura che ci fa questo vento di WIMP, c'è un vento di muoni, di tauoni, di protoni, di neutroni. Ci sono le particelle che sono le particelle di prima, esatto. Ah. Le stesse particelle di prima arrivano dallo spazio e c'è il vento solare che ci fa un flusso enorme di particelle e poi lui si prende i paper su Nature perché ha scoperto in realtà E invece che- per lui sì, dà fastidio per le sue. sì, sono raggi gamma ray burst, che sono altri sorgenti di particelle che vengono dallo spazio, tutta fisica astroparticellare. Però quando avviene un'interazione di uno di questi raggi cosmici
che viene dallo spazio con l'atmosfera, si origina questo sciame di particelle. Adesso mi servirebbe l'aiuto di Sam, che le ho mandato un link, se lo trova su... A me non mi mettete in mezzo che io sono fisica delle particelle, ma in realtà sto facendo il dottorato in astrofisica, quindi sono la persona più confusa dell'universo sulla materia oscura. Quindi Però hai un link. ha un link, Ha un davvero, link. incredibile. Attenta, Io Cioè, ho un link. Attenta, occhio a aprire il Ah, link l'ho giusto. trovato, ok. Sì. Vorrei un attimo che lo mettessi al microfono. Ok. Guardate come finiamo sul telegiornale. Ok. Giuro, non è il mio telefono, è Matti che mi ha fatto fare Sì, questa cosa. adesso non so se avete mai sentito questo suono, il contatore Geiger. No? Chi conosce il contatore Geiger? È quello che c'è anche nelle serie TV in cui si misura la radiazione. Va benissimo. Vabbè, ok. Perfetto, grazie. Mi tiro Quindi, fuori a questo punto. quindi molto spesso si ha paura della radiazione, come quando si va vicino a un posto contaminato in cui c'è centrali nucleari, ci si pensa alle radiazioni, si sentono effettivamente proprio nel cuore del reattore nucleare con un contatore Geiger questo tipo di suoni. Però per noi è la stessa radiazione che viene dal cosmo, e questo è esattamente il numero di particelle cosmiche che attraversano adesso 1 centimetro quadro di pelle ogni secondo. Cioè in realtà ogni istante che sentivate un suono vuol dire che c'è un raggio cosmico che ci sta attraversando. Sono in genere muoni queste particelle che adesso abbiamo caratterizzato. E quindi questo è un problema. Quindi dove possiamo, però comunque di fatto in superficie non possiamo studiare la materia oscura per questo motivo. Dove andiamo? Cioè andiamo nel posto più freddo d'Italia, Sì. all'Aquila. Non è uno spoiler per Alessio, perché tu, Ale, tu lo conosci questo Tra l'altro posto? noi ci siamo conosciuti proprio lì. Noi ci siamo conosciuti Esatto. là in una cena che ha organizzato Ricky Mura al Gran Sasso, eravamo io con dei colleghi, ci ha invitato, Esatto. abbiamo conosciuto il gruppo dei colleghi E del che ci GS stavi a Science. fare tu all'Aquila? Raccontami. Esatto, perché io faccio parte di un esperimento che ricerca la materia oscura al Gran Sasso. Adesso, qual è l'idea? Che sotto 1000 metri di roccia granitica, tutti questi raggi cosmici che vengono dall'alto muoiono, e muoiono perché vengono tutti assorbiti dalla montagna. Quindi di fatto, adesso fai finta di rimettere il suono del contatore Geiger, perché ora se accendessimo il contatore Geiger... No, No. stiamo nel Gran Se- Sasso, quindi come fa? Ah, scusate. Come fa il contatore Geiger nel Gran se Sasso? adesso- Un applauso a Mi ero Samantha distratta. che ci lavora pure. Vai Sam, fai il contatore Poche Geiger. idee, poco chiare. Esatto. Se adesso accendessimo il contatore Geiger sotto la montagna, cosa sentiremo? Questo. Di nuovo, come prima, come a Sosenatos, silenzio. Questo, infatti, i laboratori del Gran Sasso sono in questo senso tra i posti più silenziosi al mondo. I laboratori di Sosenatos, dove verrà costruito, speriamo, Einstein Telescope, faranno concorrenza ai nostri laboratori. E quindi per me vedere significa avere un occhio nel cielo che di fatto è sempre cieco, se non quando a un certo punto c'è un'interazione e la materia oscura interagisce con il mio rivelatore, che è, qua, si chiama Dark Side. Questo sono io con un mio amico, e l'idea di avere un materiale in cui dentro c'è un silenzio tombale, non succede nulla, se non quando avviene un'interazione di materia oscura. Quindi questo rivelatore sarà appunto un occhio cosmico nel cielo che sarà lì in attesa di vedere un'interazione di materia oscura. E come fai a sapere che oltre alla montagna, come mai non c'è nessuna cosa? Perché nessuna interazione? è costituito di materiali estremamente radiopuri, Cioè? radiopuri, cioè materiali silenziosi che non decadono, quindi di fatto sono materiali che non producono nessun contaminante, nessun segnale che può farci pensare che abbiamo visto qualcosa. Infatti il predecessore di DarkSide 20K si chiama, tra l'altro Ale, se poi mi passi la magliettina, ho una magliettina proprio apposta di DarkSide, quando vuoi, questo zaino qua. È anche Però il momento spogliarello. Sì. no, non me la cambio, Ale, questo. Vabbè, non fa niente. È una magliettina di Darkside, magari ve la potete vedere dopo quando faremo le osservazioni. Però il predecessore di Darkside 20K, che era molto più piccolino, ha funzionato per 3 anni. Esatto, questa è la magliettina The Dark Side Made Me Do It, apposta. Il predecessore di questo esperimento ha funzionato per anni senza vedere nulla, quindi è stato cieco per anni. Ok, quindi tu mi dici che non è stato ancora capace non è- di vedere questa...
questa materia oscura. E infatti Ale, non so se, penso che lo sappia, che non so se... grazie. Sì, non so se qualcuno di voi lo sa, però le miniere di Serrucci guidano la ricerca di materia oscura a livello mondiale. Non so se ti stupisce questa affermazione. Quando mi hanno detto dobbiamo parlare di materia oscura qui a Carbonia, me lo sono chiesto perché proprio qui, c'è un motivo quindi. Sì, Spiegami esatto, un perché attimo. le miniere di Serrucci, che sono vicino a Gonnesa, guidano proprio la ricerca di materia oscura a livello mondiale. Non so se qualcuno di voi, magari qualcuno di voi ci ha anche lavorato nel complesso di Carbosulcis, esatto, è mio zio. Sì. E perché cosa succede? Che per questo rivelatore qua dentro verrà messo argon. L'argon è un gas nobile che è estremamente radiopuro, quindi puro nel senso che è silenzioso. Però per avere quest'argon purissimo non è possibile averlo in natura di base. Quindi l'argon viene estratto in Colorado, in America, poi dopo viene portato nella colonna di distillazione di aria, che fa parte, un esperimento aria che fa parte dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e ha lo scopo di distillare l'argon, estrarre solamente l'argon più puro che sta in natura, quindi che non decade mai, quindi non produce mai nessun tipo di segnale. E questo servirà a riempire poi, quindi l'argon verrà portato da Serrucci al Gran Sasso per riempire il rivelatore e sperabilmente tra 1 o 2 anni avere quest'occhio nel cosmo che sarà sempre cieco finché non vedremo una materia oscura, un evento di materia oscura, ce ne basta davvero uno per vincere il Nobel. Quindi tu mi dici, avete fatto questo enorme barile pieno di argon, Sì. che è una parola strana, un oggetto comunque difficile che avete distillato proprio qui e portato sotto il Gran Sasso, sotto una montagna per evitare che ci sia qualsiasi contaminazione, l'ho detto male, contaminazione di qualsiasi particella, per cercare finalmente di trovare una particella di materia oscura che ci intuzza sopra, ci si scontra e dà un segnale. E quanto ne avete visto? Niente. Ok. Per adesso. Un applauso alla scienza di eventi rari. Sì. E adesso invece speriamo, vediamo se riusciamo comunque a vedere qualcosa, perché forse... Perché quelle almeno le stelle sappiamo che le Le vediamo. stelle sappiamo che le vediamo, adesso possiamo iniziare la nostra serata con i telescopi. Grazie. Grazie a voi. Un applauso ai nostri brillanti scienziati Alessio Grazie. e Mattia. Se avete delle domande Il potete... pubblico avrà sicuramente avete- delle domande. Avete domande? Noi comunque siamo qui anche durante le osservazioni, se vi vengono in mente dopo, però Bisogna ora pensarci alle dovete domande, pensarci. serve tempo. C'è una domanda, guarda Sam, là in Dove? fondo. Arrivo. Perché? Vai. Materia oscura, va bene, ma dopo che abbiamo scoperto che esiste, cosa ce ne facciamo? Che È c'è? interessante saperlo, ma e poi? Allora, vuoi rispondere tu, Mattia? Ma sì, allora, abbiamo entrambe le versioni, entrambe le astrofisico, versione Sì. fisico-particellare. No, allora, per me la risposta è molto semplice, ed è perché questa è la stessa domanda che si facevano davvero le persone che venivano qua 2000 anni fa, si guardavano i puntini nel cielo e si chiedevano: ma che cosa sono? È pura curiosità. Quello che facciamo, quello che spinge la ricerca è molto spesso la pura curiosità, poi magari ci saranno applicazioni tecnologiche, scientifiche, viene dopo, però dal mio punto di vista la risposta è solo sapere un dubbio, una cosa che non ti torna, vogliamo capire che cos'è, per poterlo dire e venire qua a dire c'è questa materia che 50 anni fa non si sapeva, adesso si sa che cos'è. Sì, diciamo la mia risposta è un po' simile. Diciamo che do 2 risposte, ok? Una un po' più che cosa ci dice a livello di fisica, se dovessimo riuscire a trovare la materia oscura, è una cosa un po' più pragmatica, va bene. La parte fisica, secondo me è interessante capire che, non l'abbiamo discusso proprio in questa presentazione, però la materia oscura è più dell'80% della materia nell'universo. Cioè vuol dire che l'universo, immaginate qualsiasi cosa contenuta in esso, la cosa che più è presente là dentro è materia oscura e noi non abbiamo idea di che cosa sia. Noi in realtà viviamo con una naturalezza nel mondo in cui ci troviamo, abituati a questa materia fatta di atomi, protoni, eccetera. Ma quella è solamente una piccola frazione di quello che c'è. Quindi quello che ci può dare la risposta alla materia oscura è capire finalmente
l'universo nella sua complessità, ad esempio anche come si sono formate le galassie, tutte le strutture che vediamo, eccetera, come sono arrivate fino ad oggi, e soprattutto capire com'era l'universo quando era molto giovane. Capire che cos'è la materia oscura ci permette di capire che cos'era, cosa è successo poco dopo il Big Bang. Quindi questo a livello scientifico la domanda è molto importante da risolvere, tant'è che penso che chi lo scoprirà avrà un viaggio per Stoccolma pagato, penso. E per quanto riguarda la parte più pragmatica, siccome non sappiamo che cos'è la materia oscura, un risvolto più pragmatico è difficile da immaginare perché non lo sappiamo. Però perché la cerchiamo, un po' come ha detto Mattia, è perché Newton ha studiato la gravità. Chi lo faceva fare? Perché cadeva spesso, era un po' maldestro, può darsi, non lo so. Lo facciamo perché siamo curiosi, perché noi quando non ci sono le nuvole guardiamo sempre il cielo e ci chiediamo ma là che c'è? E la risposta è materia oscura a quanto pare, però non sappiamo bene che cos'è, quindi la curiosità sarebbe anche la mia risposta. Grazie a lei. Un'altra domanda. Complimenti a entrambi, grazie. Ma potrebbe essere che questa materia oscura sia solamente vuoto, se non ci sia nulla? Allora, questa in realtà la prendo di questa domanda da astrofisico. In realtà è interessante perché noi abbiamo parlato di materia oggi, ok? Quindi di qualche tipo di corpo o particella che ha una massa e che esercita dunque una gravità. E noi il motivo per cui la vediamo la materia oscura è proprio perché ha effetti gravitazionali, fa girare le stelle più veloci, ma non solo, in realtà ce ne sono anche altri. Tanti problemi vengono risolti dalla materia oscura. Ma in realtà se noi facciamo il computo di tutto quello che c'è nell'universo, tutto, abbiamo che 5% è la materia che Mattia prima ci ha chiamato ordinaria, quindi quella che emette luce sostanzialmente, quella di cui siamo fatti noi, è fatta la Terra, è fatto quello che vediamo. Il 26%, 25% è fatta di materia oscura e poi rimane vuoto un 70%. Quel 70% noi lo chiamiamo energia oscura. Se ci capiamo poco della materia oscura, dell'energia oscura, ci capiamo anche meno. Che cos'è? Che cos'è? Allora, sappiamo che qualcosa... Ora, questo ve lo dico proprio veloci. Poi se c'è delle domande veniteci a chiedere. Qualcosa sta facendo espandere l'universo. Lo sapevate sta cosa? L'universo si sta espandendo. Alzate le mano. Spandete il braccio. Ah, lo sapete, vedi? Bravi. Ecco, espandete l'universo. L'universo... Esatto. Si sta espandendo. Chi lo fa espandere? È come se ci fosse una pressione che spinge via, mentre la gravità invece tende a tenere insieme. Ecco, a un certo punto questa componente domina e ci fa espandere. Quello che pensiamo sia l'energia oscura. Perché questo preambolo? Perché noi non sappiamo che è l'energia oscura. Ci sono molti modelli teorici che provano a spiegarla come l'energia del vuoto. Quindi in breve tutto questo era per dire la materia oscura è vuoto? No, però pensiamo che lo sia l'energia oscura, che è molta di più. Quindi buona idea, però non per la materia oscura. Sì, infatti aggiungo che questa domanda è molto a tema perché il titolo del nostro contributo è il 95% dell'universo ci nasconde qualcosa. Ma noi abbiamo parlato di una cosa ancora sottodominante che è la materia oscura, però il restante proprio non l'abbiamo neanche nominato perché di quello ci sa veramente poco. Forse abbiamo tempo per una terza domanda al volo e poi possiamo iniziare con le osservazioni, dove altre domande, curiosità, qualsiasi cosa possono venire. Terza domanda, vai. Arrivo. Ammesso che questa materia oscura ci sia e che noi un giorno scopriamo che c'è effettivamente, che cosa ce ne facciamo? È un po'... Sì. Ce facciamo nel senso come umanità, cioè che come umanità ovviamente. Allora, questa praticamente a me che cosa cambia avere la materia oscura? Allora, che ci saranno più serate come questa. Benissimo. O che non ci saranno più. O che non ci saranno più. Dipende, faremo serate dove... E ora vi facciamo vedere la materia oscura. In realtà non ce l'abbiamo questa slide oggi, quindi è una presentazione un po' più lunga. Allora, di nuovo, pragmaticamente non so rispondere perché non so cos'è. Però magari se è un qualcosa che riesce a produrre energia, per esempio, cosa che non credo perché sennò l'avremmo vista, però se magari scoprendo che cos'è riusciamo a trovare qualche modo per produrre energia, può essere per esempio interessante per quello. Ma questo è un esempio che dico così, ma non sulla base di qualcosa perché non lo sappiamo ancora. Quindi pragmaticamente è una domanda aperta, sarà risposta più in là. Però di nuovo a noi ci interessa sapere cos'è la materia oscura più per una questione, penso, di
imparare cosa c'è nell'universo oltre quello che siamo abituati a percepire. E la materia oscura è proprio per antonomasia, credo, la cosa che c'è, e ce n'è molta, ma che noi non sappiamo percepire. Sì, allora, tra l'altro, se posso aggiungere una cosa, allora, io ho sempre avuto proprio, spinto dalla curiosità di capire cos'è, però in modo pragmatico devo riconoscere che lo sviluppo tecnologico necessario poi per capire effettivamente come costruire questi esperimenti ha un sacco di impatto. Adesso ho avuto l'altro giorno una discussione interessante con un ragazzo istituto di Là in Fondo che mi ha spiegato che questo esperimento Aria produce un sacco di altre applicazioni che sono usate in ambito medico, in altri ambiti di cui adesso non ricordo, ma adesso questo è un esempio specifico, ma quello che si chiama R&D, cioè la ricerca dello sviluppo per andare a costruire un rivelatore, ha moltissimi impatti. Basta pensare che il sito web, l'internet è stato creato per capire che cosa magari se c'era il bosone di Higgs, o comunque cosa succedeva quando le particelle si scontrano, che all'epoca non si sapeva bene. E quindi di fatto magari uno può pensare che forse sarebbe stato meglio se l'internet non si fosse mai scoperto, però su punti di vista, però proprio la ricerca per andare a scoprire qualcosa di nuovo implica che ci siano un sacco di ricerche proprio tecnologiche nuove, che molto spesso hanno impatti negativi, ma così come impatti positivi, perché la cosa che so per certo è che l'argon che viene estratto di là ad Aria può essere usato in ambiti medici per costruire delle PET, in cui l'argon in qualche modo ha un ruolo importante. Quindi comunque c'è sempre un impatto poi positivo nella società, ed è anche il motivo per cui si investe così tanto. Non è solo, diciamo, allo Stato in generale interessa molto della ricerca, ma interessa anche che ci sia proprio che ci sia ricerca per andare a costruire qualcosa di nuovo e applicazioni tecnologiche che adesso non si sanno, ma si sapranno una volta che qualcuno si inventa qualcosa di nuovo. Quindi c'è sempre da imparare. Grazie. Se posso aggiungere, forse la parte bella è proprio questa, che alla fine noi non lo facciamo per avere qualcosa di utile. L'utile è sempre un effetto collaterale quasi della ricerca. Uno vuole capire perché il sole brilla e poi ci accorgiamo che forse la fusione può essere utilizzata anche sulla Terra come fonte di energia e come questa tante altre cose. Quindi insomma ci facciamo mandare avanti dalla curiosità, poi cerchiamo di utilizzare le scoperte in modo che non abbiano impatti negativi e ci impegniamo tutti affinché questo sia il più possibile quello che succede. Comunque faremo un altro applauso ad Alessio e Mattia. Non so se vi hanno convinto su questo dibattito. Personalmente avrei delle domande, ve le farò dopo. E adesso direi che possiamo quasi rompere le righe. E com'è la situazione telescopi? Prima di tutto, cosa dicono i nostri amici ai telescopi? Vado. Quanto Eccomi sono qua. cattive le nuvole stasera? Allora, abbiamo una buona notizia e una cattiva notizia. Quale volete sentire per prima? La buona notizia. La buona notizia è che abbiamo un ottimo catalogo di foto che abbiamo fatto negli eventi precedenti. Perfetto, direi che tutti possiamo quasi capire qual è la cattiva notizia. Purtroppo ci sono molte nuvole, quindi non è possibile osservare nulla oggi. E niente, E questa è la tipica giornata, adesso faccio un po' l'astronomo della situazione, questa è la tipica giornata in cui uno va la notte ad osservare e quello che succede è che non fa un bel niente, non apre neanche la cupola perché c'è troppa umidità, troppe nuvole e non si La può. parte non peggiore si però può. è che il cielo ci prova a fartelo credere, no? Siamo arrivati qui, Sì, si è aperto sì. il cielo, bellissimo, abbiamo montato i telescopi e questa cosa richiede ore, abbiamo stabilizzato tutto e poi eccoci qui. Però ci sono le foto che ci aiutano. Tra l'altro vi invito comunque ad andare a trovare i nostri amici al telescopio, che vi possono intanto far vedere come funziona un telescopio, potete fargli tutte le domande che volete, non lasciateli da soli, poverini. E sì, andremo avanti col nostro catalogo di foto. Ah, sì, abbiamo un vasto numero di immagini che abbiamo preso nei giorni scorsi, poi magari tra qualche ora riusciamo a vedere qualcosa, non lo so, vediamo, dipende dalle nuvole, se qualche nuvola sparisce, bene, ce la facciamo. Ne approfitto di nuovo per salutare gli amici che ci seguono in diretta streaming da YouTube. Ciao a tutti, grazie a Daniele Martini alla regia. Probabilmente ci sta seguendo anche mia mamma. Ciao mamma, dalla Marsica. Però di là c'è un altro telescopio che è gestito da Mattia, che adesso vestirà i panni dell'astronomo, che sta puntando la Luna, se volete vederla in diretta. Dove stai Mattia? Dov'è?
Al Al telescopio. telescopio, è già il telescopio. Incredibile. Quindi se volete, ogni tanto fate una capatina là, potete vedere la luna. E questa è... Ecco, Questo è passate, un mi raccomando, passate da dietro, che qui siamo pieni di cavi. Sì, è sì, un- fate il giro una lungo tragedia. perché qua sennò ciampate. E Se questo è- Mario posso Dimmi, certo. parlare dal mixer, Certo così che puoi. alle persone frustrate dalle nuvole. Al termine del mio corso di laurea in astrofisica, dopo 5 anni, ero finalmente pronto per andare alla prima seduta di laboratorio in cui saremmo andati in un telescopio nelle campagne, nei monti sopra Bologna, per passare lì una settimana ad aprire la cupola e osservare il cielo, finalmente, dopo averlo visto nei libri. Quella settimana ha piovuto così tanto che nell'hotel dove siamo stati è iniziata a scendere acqua dal soffitto e ci siamo dovuti svegliare nel cuore della notte per tamponare la pioggia che veniva, quindi la Quindi in sfiga realtà siamo capita. fortunati noi stasera. No, sì, va abbastanza Aria bene. forte. Potrebbe piovere. La settimana in cui sono andato io ha nevicato direttamente. Allora. Che fortuna qui a Carbonia. Siamo noi che portiamo sfiga, Forse Tommy. sì. È vero. Vi invito di nuovo intanto a trovare anche i nostri soci Deas al banchetto del Mercer, prendere vino, acqua, cibo, c'è ancora molto cibo a disposizione se volete e niente, continuiamo con le nostre osservazioni allo schermo. Mattia, abbiamo perso Mattia. Mattia Azzurri Mattia in Corona. cassa 1. Va al telescopio. Chiunque abbia domande per Mattia può fargliele al telescopio. E invece noi continuiamo. E noi continuiamo. Questo è il bello della diretta. Show must go on. Si è coperta anche la luna, mi dicono dalla regia. Tuttavia noi non ci faremo fermare. Ecco, e abbiamo qui dietro una bellissima immagine della luna che forse riuscite a vedere, riuscite a vederla, una luna piena, e questa è una foto che abbiamo fatto noi dal bosco di Sant'Antonio a Iersu, nel nostro uno dei primi eventi estivi di quest'anno di Scienza in Bidda. In particolare, ecco, come vedete qui è una serata di luna piena e la luna, probabilmente come sapranno in molti, è l'unico satellite del nostro pianeta. Sì, mi dicono di aspettare. Sì. Sono stata Allora, la serata delle osservazioni inizia adesso, quindi adesso andiamo avanti con chiacchiere, dialoghi, osservazioni in tempo reale o con foto d'archivio. Quindi chi ha piacere di partecipare a questo dialogo tutti insieme, magari sta comoda, o chi invece vuole andare a vedere la luna dal vivo. Ah, non si vede la luna, quindi non si va al telescopio a vederla dal vivo. Poco. Cosa? Ho persa una borsa con delle coperte da picnic dentro. Allora, è stata persa una borsa con delle coperte per fare yoga, giusto? Coperte da picnic. Se qualcuno l'avesse trovata in tempo reale. Bene, benissimo. E anche Dai, questo problema l'abbiamo risolto. Un applauso a tutti. Grazie. Vi ricordiamo inoltre che alle 11, restate con noi perché alle 11 ci sarà un bellissimo momento in cui avremo il concerto dei Judo qui presenti e quindi non andatevene, ci sono ancora moltissime sorprese in questa serata. E vino, c'è vino. Vino. Di cosa parliamo mentre aspettiamo che, Abbiamo questa che bellissima gli luna ospiti alle spalle. si accomodi? Ma io non ne so di luna, lo sai tu cos'è la luna? Che cos'è la luna? La Cos'è? luna è un satellite. Lo sapevate che la luna è un satellite? È l'unico satellite che ha il nostro pianeta, quindi ci gira intorno. Questo satellite ha fatto nascere moltissime domande, curiosità e leggende, perché appunto ha sempre destato molti misteri. Ancora oggi, dopo tantissimi anni di osservazioni e di studi, non siamo veramente sicuri di come si sia formata la Luna. Una delle ipotesi è che ci sia stato un asteroide che a un certo punto ha colpito la Terra, un asteroide molto grande, l'abbia spaccata e quindi i resti della Terra sono quelli che sono diventati la Luna. Quindi letteralmente è una parte della Terra che ha iniziato ad orbitargli intorno. E infatti è un oggetto molto piccolo rispetto al nostro pianeta, troppo piccolo persino per avere una forte gravità. Questo implica che non c'è atmosfera sulla Luna,
non c'è atmosfera, pertanto non c'è ossigeno, non crescono le piante, non cresce niente sulla Luna. È un territorio molto arido. Tuttavia, come vediamo, ci sono delle zone più scure, delle zone più chiare. Le zone più scure sono quelle che noi chiamiamo mari, i mari lunari, sebbene non ci sia acqua. Le zone più chiare, invece, in particolare quelle più luminose, sono le zone montuose della Luna. La cosa interessante è che noi dalla Terra possiamo osservare sempre lo stesso lato della Luna. C'è una parte di Luna che non è visibile da qui, ci servono i satelliti che orbitano intorno per poter vedere quella parte. Questo perché la Luna ruota su se stessa e ruota intorno alla Terra, ma in una configurazione tale per cui per fare un giro intorno al proprio asse impiega lo stesso tempo che impiega a girare intorno alla Terra. E quindi per questo vediamo sempre la stessa faccia della Luna. Che altro sappiamo sulla Luna, Marieddu? Questa sera era un po' quasi rossiccia. Perché? Perché era rossiccia? Spiegaci tutto. La Luna non emette luce propria, riflette la luce del Sole. Tuttavia, quando è particolarmente bassa all'orizzonte, non la vediamo di questo colore bianco così chiaro, la vediamo appunto di un colore un po' più rosso. Questo perché i raggi di luce riflessa devono passare quando è più bassa attraverso uno strato di atmosfera che è più spesso. Questo causa quello che chiamiamo diffrazione, che vuol dire semplicemente che la lunghezza d'onda della luce, che tipicamente è questa, quindi bianca, viene spostata verso il rosso. E per questo quando sale, se voi siete per esempio al mare, la vedete sorgere dal mare, vedete che cambia pian piano colore. Passa dal rossiccio fino a diventare di questo bellissimo colore bianco. È spuntata la Luna? No, ma non lo so in realtà. Potremmo chiedere a Mattia che sta là, che chiediamo. ha raccolto un folto numero di persone là. Mattia, mi senti? Usa il microfono? Urla allora. No, ma c'ha il microfono. No, aspetta, eccolo. Pronto? 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 Chi parla? Hello? Ti sentiamo, ti Sbagliato sentiamo. numero. Senti, com'è la situazione lì? Riuscite a osservare? Succede qualcosa ai telescopi? Luna rossa? Oh, ok. Puoi ripetere, Matti? Non ti abbiamo sentito. Prova a parlare, Basta? Matti. No? Prova ad avvicinarti un po'. Silenzio. Però se non rispondono è buono, vuol dire che stanno osservando. Non Sono so che cosa. Samantha è qua, dimmi. È un po' strano. Certamente. Puoi riprovare? Niente. Problemi tecnici, parte la pubblicità. Mettiamo una canzone nel mentre. Gelato. Sì. Dove? Quello. L'altro? L'ha portato, no? Qualcuno l'ha preso. Chi ha preso il nostro gelato? Mani in alto. Manca un gelato all'appello. Dove l'abbiamo messo? Allora, io cammino fino al telescopio così vediamo se il segnale a un certo punto manca. Qua vedo un sacco di gente. Oh. Matti, vediamo se col gelato funziona meglio. Io continuo a parlare, se il segnale non manca forse siamo riusciti a far funzionare questa cosa. Che sì. Qua stiamo puntando alla Luna, l'unica. Abbiamo perso il segnale. Avete perso. Allora, Ecco, sì. qua stiamo puntando alla Luna rossa, che è l'unica cosa che si vede. Ok. Sì. Se vi chiedete perché è rossa, la risposta è che ogni
un giorno all'anno la luna cambia colore. No, non è vero. No, è Un colore random, però. in base scegli alla, al giorno. alla struttura dell'atmosfera. Quello che succede è che la radiazione, come proprio per il discorso di Alessio di cosa significa vedere, riflettendo la luce che viene dal Sole, e a un certo punto, quando questa luce interagisce con le parti alte dell'atmosfera, che diciamo in questo caso sono di taglio perché la Luna è praticamente sull'orizzonte, attraversa un sacco di aria, e quest'aria avrà densità, temperatura, caratteristiche tali che la luce e altre parti dello spettro elettromagnetico sono riflesse. L'unica cosa che sopravvive è il colore rosso. Questo succede ogni volta che la Luna passa. Ma, Se la Luna- Mattia, ma quindi mi stai spiegando che la luna è rossa come il tramonto è rosso? Mattia ha detto io non voglio rispondere a questa Mattia ha domanda. detto Alessio basta, non Alessio, voglio non mi più dibattere con te interrogare. stasera. È finita il nostro dialogo. Prova a parlare verso di noi, anche se sei col microfono. Girati verso di noi. Orie- Dobbiamo guardarci Turnica. negli occhi, Matti. Turnica. Lo abbasso. Turnica. Fai Avaloppa. una rivoluzione intorno a te stesso. Avaloppa giù. Quindi bisogna anche essere un po' veloci. No. Dal dietro le quinte ci chiedevamo da tempo quali fossero i limiti. Qua abbiamo un piccolo problema tecnico, nel senso che Mattia si è concentrato, l'abbiamo fatto concentrare sul microfono e nel frattempo c'è sparita la luna dal telescopio. Sparita la quindi- luna. E dove è andata la luna? La Ok. luna abbiamo un problema un doppio problema, che questo telescopio non ce la fa a vederla perché proprio basta fare un giro piccolo piccolo, che adesso vi spiegano magari il perché. Però se vi mettete qui la vedete a occhio nudo, che comunque è un bello E spettacolo. da lì la stanno puntando, però si sta abbassando veloce, quindi devono... Di corsa, Mattia, di corsa. adesso gli riporto il microfono, Ah, nel io- frattempo stava sistemando un cavalletto. Sam, posso raccontare una storia Prego. nel frattempo? Perché così almeno un po' di Non una contesto. barzelletta, ti prego. No, non di non è una nuovo. barzelletta, giuro. Ah, qua quante... No, non la racconto la barzelletta. C'era la Stase- luna a Camelot. Stasera avevo visto degli amici di Sant'Antioco. Quanti di voi vengono da Sant'Antioco? Quanti Sant'Antiochi? Bugiardi. Là verso i telescopi mi sentite, eh? No? O mi stanno ignorando? concentrati. Vabbè, non ci sono amici di Sant'Antioco. L'anno scorso... Antioco, ci sei? Vabbè, lo racconto a voi che siete rimasti qui con noi. L'anno scorso stavamo a Sant'Antioco per fare un altro evento, sempre con Ideas. E abbiamo organizzato un evento dove abbiamo fatto delle osservazioni della Luna, e si vedeva, e del Sole. Però mentre facevamo le osservazioni del Sole sono arrivate le nuvole. È stato terribile, non abbiamo potuto vedere niente. E quindi niente, abbiamo fatto questo, cioè abbiamo raccontato della Luna e del Sole. Lo vai a raccontare andando ai telescopi intervisti. Va bene, ok, abbiamo fatto la Luna e del Sole con le nuvole, quindi fortunatamente avevamo questa cosa. Questa cosa in astronomia succede sempre, a maggior ragione quando ti serve che tu riesci a vedere qualcosa, non la vedi mai. Vado a intervistare, mi hanno detto che devo andare a intervistare le persone. Sì, fare il reporter. Faccio il Ci report. dici Samantha, qual è la facciamo- situazione? Io aspetto qui. Cioè tipo il telegiornale. Va bene. Ok. In diretta dal telescopio di Matti. Telescopio numero 2. C'è parecchia folla. Questo Ma è qui quello non che si vedo da sente, qui. mi sentite? Sì, ti sento. Ok. Non allontanarti troppo, altrimenti non ti sento più. Devi rapire le persone e portarle qui davanti a parlare. Cioè, non qui davanti. Mattia sta parlando con le persone davanti al telescopio, però come potete vedere da soli non si vede niente nel cielo, quindi non so che cosa gli sta raccontando. Aspettate che vado a vedere. Delle leggende, stiamo parlando di leggende qui. E noi le vogliamo sapere. Vediamo un po'. 7 ladroni. Ok. Oddio. Alessio. Ecco, scusate, Ci hai provo a lasciato fare una con 7 cosa. ladroni, Mattia, io ce la sono un po' fa? confusa. Ce l'ho al microfono, così ti sentono pure dal... Non sentiamo più. No, si sia formata il complesso montuoso dei 7 fratelli che c'è a Cagliari. Perché la leggenda vuole che allora, ci sono due versioni. Una che fa sì che diciamo, pone la Sardegna in un ruolo più o meno importante. Allora, la versione che stavo dicendo io vuole che la Sardegna abbia formato sia il Monte dei Sette Fratelli ma anche la Via Lattea. Perché cosa è successo? Che questa signora
Poi è una leggenda che potete trovare anche su internet, non me la sono inventata adesso. Questa signora ha sentito che c'erano dei ladroni che stavano rubando il suo grano. Allora, affinché il vento intervenga e li scacci. Quindi cosa succede? Che i 7 fratelli si stabilizzano nel complesso, quindi tramite il vento vengono scacciati e formano questo complesso montuoso gigantesco. Invece cosa succede? Il grano, c'era quindi il carro, il grano è andato in cielo e forma la Via Lattea, mentre il carro cosa forma? La costellazione del carro. Quindi effettivamente tra questi ladroni hanno formato delle costellazioni. Questa è una leggenda che c'è su internet. Invece c'è un'altra leggenda invece che dice che il complesso montuoso dei 7 fratelli si è basato sulla costellazione dell'Orsa Maggiore, in cui affinché anche gli uomini avessero un riferimento sulla Terra, perché sono sempre 7 stelle, quindi hanno fatto sì che questo complesso montuoso ricordasse in un certo senso con 7 stelle anche l'Orsa Maggiore, affinché ci fosse un punto di riferimento. Queste sono scomparse, sembra. Luna è totalmente scomparsa, purtroppo. Quindi purtroppo non abbiamo ancora poteri oggi, sulla natura. Per ora. Oggi non ci ha accompagnato il meteo. La cosa curiosa è che adesso questo cielo è esattamente quello che noi guardiamo quando vediamo, diciamo che c'è la materia oscura, non vediamo niente. Quindi Matti, è colpa tua. Volevi farci provare quello che provi tu. Come? Nel frattempo i ragazzi all'altro telescopio hanno altre immagini interessanti di repertorio da mostrarci? Aspetta. Adesso Questa è la materia oscura. Comunque c'è anche un'altra leggenda che non mi ricordo e devo prendere il quaderno. Ah, esatto, no, c'è più proprio doveri. Quindi uno era tessitrice e l'altro mandarino, non so che doveri avesse, però comunque non adempie più. E il padre, Tentei, separa i 2 innamorati e li mette al di là del fiume celeste, che adesso sappiamo che è la Via Lattea. Cosa succede? Che Tentei decide di farli incontrare il 7 di luglio, ogni giorno, tramite un passaggio di rondini che congiunge le 2 stelle. Quindi questa leggenda ci racconta di queste 2 stelle, Vega e Altair. E poi io, leggendo sulle stelle, non ne so più, però qua ci sono belle immagini di repertorio. Ricordiamo a tutti che insomma, dopo il salato, un po' di vino e un po' di dolce è sempre gradito. Per questo abbiamo portato i pirichitti che trovate al banchetto del merchandising. Stacchetto pubblicitario sui pirichitti. Però è anche vero che stiamo osservando e 10 minuti. Dite. La foto di prima. Osserveremo fra magari. La luna. C'erano tre dita. Come Sulla si luna? chiama? Non la luna. No. Aspetta. Cioè, La luna. in che senso? No, i pilastri di cosa? La creazione, i pilastri della creazione. Vedi, non della terra. No. Perché c'era Quello è un libro, mi di- sa. I pilastri della terra è un romanzo.
Poi è luce molto vecchia partita tanto tempo fa. Da cose Sam, spiega a Gin cosa sono i pilastri della Terra. Qual è Saturno? Quello è un pianeta che orbita intorno al Sole. I pilastri della Terra sono delle nubi di gas. Della creazione, Maria. Che Li spiego io, lavoro dai, mio. Dai, Tommy. È il lavoro mio. Allora, so delle nubi di polvere proprio. Polvere fatta come la polvere. So piccoli granellini di roba de zozzo. Zozzo di qualsiasi tipo, a parte lo zozzo più presente dentro le case, che di solito è la pelle umana. Quella non c'è perché stanno fuori. Vabbè, mi dispiace, se non lo sapevate adesso lo sapete. Si chiamano pilastri della creazione perché la polvere nell'universo appare in un momento preciso. Questo momento è quando si formano le stelle. Perciò formare molte stelle significa produrre molto materiale di scarto. Questo materiale di scarto fa sì che la luce delle stelle venga oscurata. Il fatto che la luce delle stelle viene oscurata fa sì che altre stelle si possono formare. Perché? Perché la luce delle stelle fa evaporare le nuove stelle. Perciò, se non c'è la polvere, se non c'è il gas, non puoi formare stelle in maniera efficiente. Ed è per questo che vediamo sti ditoni, utilizzerò questo, siamo in diretta, e ancora in fascia protetta, di polvere, dentro la quale c'è una fucina di formazione di stelle molto giovani, molto calde, che camperanno molto poco in termini astrofisici, che vuol dire circa 10 milioni di anni, che è una sciocchezza. Per noi tempo lungo, so, centinaia di milioni di anni, miliardi di anni. E quando esploderanno, formando i buchi neri di cui vi hanno parlato prima, in questa esplosione fanno evaporare tutta sta polvere che viene spazzata via e lascia le stelle che si sono formate visibili all'occhio nudo. Fatto. Adesso però mi avete lasciato col microfono, io posso fare un balletto. Yeah! Un applauso a Tommaso Ronconi, nostro esperto mixer, ma anche astrofisico nel tempo libero. Nel frattempo, se ci sono altre domande, vi invito a farle. A me, a noi, tutte le persone che vedete con la maglietta Ideas, siamo tutti disposti a rispondere alle vostre domande. Io no. Ma come, Presidente? Ma che cosa fa? Vai, sono qua. Presidente. Allora, intanto vi invitiamo, voi che state al telescopio, quando avete terminato le osservazioni, le chiacchiere, a tornare di qua perché a breve inizierà il concerto del duo Judo. A brevissimo, tra l'altro. Non vedo il mio orologio. È la vecchiaia, Presidente. Sì. Stai peccando di ibris. Hai ragione. Hai tremendamente ragione. Il mixer deve andare lì, se no non possiamo iniziare. Di cosa hai parlato? Alessio, nostro reporter, disperso. Dove è finito? Si è anche portato via un gelato? Alessio, se ci sei, batti un colpo. Alessio non c'è. Sì, vai anche a spingerlo. Qualcuno sta facendo il tiravento. Avete mangiato il vostro pirchitto? Sì, l'ho mangiato. Allora invitiamo tutti pian piano a riaccomodarsi
E vi ricordiamo inoltre che i telescopi saranno disponibili anche dopo il concerto, quindi insomma, appena ci siete possiamo andare avanti con la serata. Vi aspettiamo qui. Ce ne freghiamo anche delle nuvole. Ok, allora volevamo ricordarvi che è un concerto, per cui non andatevene ancora, c'è ancora un pezzo di serata e se volete può essere accompagnato da un bicchiere di vino e ancora un po' di cibo che è rimasto. Ti avrei intrattenuti con le storie, secondo me finivi proprio a top.
di scienza, diciamo. Abbiamo fatto meditazione, Samantha, vero? Sì. Samantha si è rilassata tanto, Moltissimo. si è messa lì con il Meditazione suono. sonora. Esatto, poi abbiamo mangiato, abbiamo bevuto. Se volete mangiare e bere, ce n'è ancora. Sentitevi pure liberi. Abbiamo fatto un intervento sulla materia oscura. Io volevo fare delle domande, voi non l'avete visto. Saltiamo al punto successivo. Volevamo fare le osservazioni. Ci sono le nuvole. Ed eccoci qua. Questa sera a intrattenervi con un Chiacchiere. po' di chiacchiere. No, allora, siamo fortunati perché una settimana Tempi fa lontani. abbiamo fatto un altro evento a Quarto e abbiamo preso delle immagini col nostro telescopio, quindi voi fate finta che le stiamo prendendo adesso, vi va? Facciamo questo... Lo sappiamo tutti, sono immagini vecchie, però sono immagini prese dal telescopio, quindi vale. Se fosse libero il cielo vedreste le stesse cose, d'accordo? Fatemi così col pollice se siete d'accordo. Siamo d'accordo, posto. Allora, abbiamo qualcuno alla regia? Cosa? Grazie. Applausi. La regia abbiamo Gigi. Gigi, faccio un cenno, ci sei? Ci fai vedere qualche immagine della scaletta? Grazie Gigi, fate un applauso anche a Gigi che è stato tutta la sera dietro quel telo, ma senza di lui A lavorare non sul avremmo fatto telescopio. nulla come tutti gli altri collaboratori di Ideas. Ecco, vedi, qui sta succedendo della cosa. Oh, questa è la luna. Questa luna, quando è stata fatta, Samantha, questa foto della luna? Questa foto l'abbiamo fatta alla prima serata di Scienza in Vita di quest'estate a Iersu, nel bosco di Sant'Antonio. Oh, ora vi faccio una domanda. Ok? Stasera va così, ci sono le nuvole, quindi è una cosa che si fa tutti insieme, d'accordo? Avete firmato all'inizio, si fa attività insieme. Vedo le facce spaventatissime, sto giocando. Non è vero, non è vero. Allora, questa luna l'abbiamo presa a Ierzo. A Ierzo ci siamo stati quando? Questa è una domanda per voi. Secondo voi, quanto tempo fa stavamo a Ierzo? E vi dico, lo potete capire da questa immagine. Vedete un po'. Facciamo un po' un quiz. Siamo Gerry Scotti e Raffaella Carrà. Non dico chi è chi. Ok, beh, giusto. Dai, allora facciamo un po' di indovinelli. Allora, L'indicazione era che era comunque in questo mese. in questo mese abbiamo preso queste immagini. Come signora? 3 settimane fa diceva signora, teniamolo lì. Vediamo chi è d'accordo. Come si chiama signora? Mercedes, signora Mercedes dice 3 settimane. Chi è d'accordo con la signora Mercedes? Alzi la mano. 1, 2. Vi ricordo, poi facciamo. Nenneddu, infatti tu. Nenneddu, tu non conti. Nenneddu, veramente. Allora, dobbiamo fare un gioco a premi, si può fare, è legale, non lo facciamo. Facciamo altri indovinelli. Chi dice 2 settimane? Il 10 di agosto, qui addirittura nemmeno 3 settimane. La data per. Ora? A che ora? Ora era con noi, signor. Allora, quindi 10 agosto, quindi 10 agosto era 10 meno 29, 19. Quindi sono 3 settimane. Rientriamo nelle 3 settimane della signora Mercedes. Mercedes. Lavorano così, vabbè, più o meno un giorno, ma che vuoi che sia? Verità detta. Ma Poi chissà facciamo. cosa ne penserebbe Mattia. Infatti, Glielo per fortuna che chiediamo non ci dopo, sì, ascolta. esatto. Una settimana fa, chi alza la mano? Nessuno è convinto? Chi pensa l'abbiamo presa da internet? Nessuno, solo gli infami nostri collaboratori. Allora, possiamo dare la risposta. Mi sa che chi è con la signora Mercedes ha ragione. Un applauso alla signora Mercedes che ce l'ha detto prima di tutti e a chi è stato d'accordo. Ma perché questa lo possiamo dire che è stata presa 3 settimane fa? Perché com'è questa luna? È piena, Bella. è piena, è bella, è molto bella la nostra luna, ma anche piena. Invece ora la luna non è piena, non so in che fase è sinceramente perché non la vedo, però una settimana fa era crescente. Esatto. La settimana fa avevamo l'evento, la luna non siamo riusciti a vederla perché sorgeva troppo tardi. No, perché non si vedeva proprio invece. Mi sa proprio. Sì, luna nuova. Oh, era una luna nuova, è vero. E... Tra l'altro facciamo un applauso ad Andrea Cozzumbo, ecco, socio Ideas, Andrea, che ha fatto socio Ideas, questa esperto foto di e molte luna, che altre. dovrebbe essere qui, ma Non c'è, ha dovuto mannaggia. tornare a casa. Oh, che ti possiamo dire sulla luna? Ecco, vogliamo fare un po' una digressione. Ecco, con i telescopi guardiamo sempre le stelle e i puntini che ci sono nel cielo. Facciamo una cosa un po' più con ordine. Vediamo le cose un po' più dalle più vicine alle più lontane, d'accordo? Così facciamo un po' un'idea
di che cosa sono le cose che ci stanno nell'universo e che possiamo vedere con dei telescopi, non per forza quelli che usiamo io e Samantha quando lavoriamo, ma anche i telescopi che sono più alla portata di chiunque, anche se professionali, devo dire. Ecco, questa è la cosa che c'è più vicino alla Terra, è la Luna, ok? La Luna è il nostro satellite. Sapete che cos'è un satellite? È quello non è quello di Sky. Siete d'accordo su questo? Il satellite. La Luna è un satellite perché? Perché è stata formata, c'è molto dibattito su questo in realtà, parlare della Luna è un po'... non si capisce bene quale sia stato il modo in cui la Luna si sia formata. Sicuramente è stata formata dalla stessa nube di cui si è formata la Terra. Come si è formata la Terra, come si è formato tutti i pianeti del Sistema Solare, è stato formato quando nella nube che occupava questo spazio dove ci troviamo adesso si è iniziato a raffreddare. La maggior parte della materia è andata al Sole, che si è acceso e ha fatto una stella, però c'era anche altra materia intorno che piano piano si è raggruppata per gravità e ha fatto i pianeti. Ora si pensa che o la Luna si è formata insieme alla Terra, e quindi era un altro agglomerato intorno alla Terra, che poi si è agglomerato e ha fatto la Luna. C'è chi invece pensa, e questo credo sia la versione più corrente, che invece la Luna sia stato proprio un pezzo di Terra, che per qualche motivo si è staccata anni fa, milioni e milioni di anni fa, e che è sparita. È sparita e che poi ha formato la Luna. Però sulla Luna la vediamo sempre. La signora Mercedes sa pure capire di chi è Le fasi lunari. Le fasi lunari. Vediamo, signora Mercedes, vediamo se altre domande su cose. No. Vediamo. Prossima immagine. Prossima immagine. Allora, innanzitutto, che cosa vediamo qui? Cos'è Voi cosa questo? vedete? Diciamo in generale, non nel particolare, poi andiamo nel particolare. Che cos'è questo? Un cielo. La signora Mercedes le sa tutte. In realtà è un membro di Ideas incognito, non si faccia scoprire subito, signora Mercedes. Esatto, questo è un cielo stellato. Ogni puntino qui è una stella, però che notate che c'è al centro? C'è qualcosa di un po' più brillante. Quelle sono 2 stelle. Quanto sono vicine secondo voi quelle stelle? Da questa immagine. Una dietro l'altra? La possiamo zoomare, Gigi? No, questa è la risposta da Gigi. No. I ribelli addirittura abbiamo di lo destra. zoom, grazie Voilà. Gigi, un applauso a Gigi. Grande Gigi. Una dietro l'altra, io direi più sembrano a fianco, ora che vedete meglio, no? Secondo voi sono veramente vicine quelle stelle, Samantha? Ma io, secondo me sì, vicinissime. Dici vicinissime, Sì, sono io dico una vicinissime. coppia di stelle. In realtà è interessante perché pare che la maggior parte delle stelle quando si formano in coppia. Questa cosa è emersa da vari studi di popolazione. Ma queste cose le sa Marieddu, vero? Marieddu, vieni qua, che lui le studia proprio. Fate un applauso a Marieddu. Il nostro presidente. Ora, questa cosa vi dico, sì, le stelle si formano in sistemi binari, queste qui però non sono particolarmente vicine. Dici qualcosa di più, Marieddu. La maggior parte del... Aspetta che mi sistemo il... No, beh. È altezza Samantha, quindi adesso ti parla il cuore. Sì, la maggior parte delle stelle si forma in sistemi binari. Che vuol dire sistemi binari? Si formano in coppie. E in realtà... Facciamo così, va? In realtà... Non solo, queste coppie non si formano da sole, si formano in gruppi di stelle, o addirittura in ammassi di stelle. Le stelle quindi non nascono da sole, nascono sempre in compagnia. E questo è probabilmente il sistema di binario, la coppia di stelle più vicina che abbiamo alla Terra. Molto probabilmente sono 2 stelle legate l'una all'altra, che ruotano continuamente l'una intorno all'altra. Forse. Non ne siamo mica così sicuri. Perché è vero che le vediamo vicinissime, però non è che le vediamo ruotare l'una intorno all'altra. Manco per idea. Da che facciamo osservazioni le vediamo sostanzialmente ferme. Questo perché... Grazie. Questo perché il tempo di cui hanno bisogno
per compiere un'orbita, quindi un giro intorno al centro di gravità, quindi al centro del sistema binario, è molto 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 più lungo del tempo da cui noi facciamo osservazioni. Probabilmente parliamo di migliaia o decine di migliaia di anni. Però sembrerebbe che dal po' di analisi che abbiamo fatto si siano formate veramente insieme della stessa nube di gas. Quindi come pensiamo per esempio che il Sole e i pianeti nel Sistema Solare si siano formati dalla stessa nube? Sì, esattamente. Si sono La formati stessa cosa è dalla successa. esattamente, dalla stessa identica nube. Quindi la nube era più grande per fare due soli, due Era- stelle. Era molto più grande, ma sicuramente era molto più grande perché ha creato non solo queste due stelle, ne ha create tante altre che poi si sono disgregate ed hanno preso... Qui c'è stato un cambio repentino. Cambio repentino. Cambio repentino, io Appena- tornerei un attimo indietro. Se possibile, Gigi, grazie. Ma infatti rimarrei un attimo qua. Rimarrei qui che abbiamo ancora un po' di cose da sviscerare. La signora Mercedes è Ma ancora tipo- c'è da dirci qualcosa. Ma tipo la base la chiediamo? Perché tanto Vai. qui parliamo di stelle, di galassie, di cosmologia, Vai. materia oscura, ma che cos'è una stella? Alla fine della fiera. Il Sole è una stella. Lo sapevate, signora Mercedes? Sì, Sicuramente. la sapevo. Però, chi lo sapeva? Alziamo la mano. È tutto così, è un'intervista questa sera. Ok, molte persone lo sentono per la prima volta questa sera, allora. E secondo voi è una stella particolarmente grande, particolarmente brillante? O è una stella piccina, piccina, molto piccola? O è una stella media, né grande né piccola? Per illuminarci tutti, Eh. sembrerebbe grande. Chi dice grande grande, alzi la mano. Nessuno. Nessuno. Piccina piccina? Nessuno. Uno. Media? Timidamente. Media. Tanti astenuti. Allora, esatto, è una stella normalissima, né grande né piccola, né troppo grande né troppo piccola, né troppo calda né troppo fredda. Una stella media proprio, come tantissime altre. E che cos'è una stella? Signora Mercedes, lo sa cos'è una stella? Sì. Un attimo, che qua se non rimango così, ce l'abbiamo fatta. Itta è un isteddu. Un isteddu esti una boccia di gas. Una boccia di gas. Manna manna mera. Uno sciacumanno di gas a Cracao in una boccia manna mera. E in su centro di questa boccia su gas esti aicci gallenti, ma aicci gallenti e aicci Cracao che tutte particelle di questo gas, tutti questi accodeddus de gasu si vundinti. E quando si vundinti, boganta fuori uno sciocco umano di energia. S'energia che arriva a noso in saderra. Lo traduco in italiano? Io No. non l'ho capita. Ma infatti lo chiedevo a te. No, però lo so che cos'è una stella, quindi mi Dai, fido, mi vai. fido. Lo dico io. Dai, vai. È una palla di gas che si tiene insieme perché ci sono due cose che fanno un po' la lotta. Un po' la gravità. Prima se ne è parlato, abbiamo detto un po' la gravità è quello che tende ad avvicinare tutto quanto. E quando una stella si forma è perché tanta materia si è avvicinata e sempre di più se ne vuole avvicinare perché più materia si aggrega e più ne attrae. Però la stella non è che poi si aggrega e basta. A un certo punto le temperature dentro diventano talmente alte che dell'energia viene generata con dei fenomeni che si chiamano fenomeni termonucleari. Dentro il nucleo si raggiungono temperature talmente grandi che gli atomi vengono fusi l'uno con l'altro per fare atomi più pesanti. E si inizia solitamente nelle stelle con l'idrogeno, che è l'elemento più leggero, quello fatto da un protone e da un elettrone. Nel nostro Sole, per esempio, si sta bruciando in questo momento idrogeno. E quindi l'energia fatta nel centro, con queste azioni, io non penso che tu abbia detto tutte queste cose, o sì? No, ti sto lasciando parlare. L'ha a ruota dette così libera. lui prima? No, era tutto molto più sintetico. Era più sintetico. In io ho sardo si fatto dice che troppo- sei strollico. Sono strollico. Vabbè, sono astrollico. E quindi niente. L'energia che viene prodotta così bilancia la gravità, le stelle le vediamo proprio per questo, perché sono sistemi stabili e quindi abbiamo il tempo di poterle vedere e non dargli il tempo di esplodere sostanzialmente. E quello che succede dentro il Sole è che l'idrogeno si fonde, crea energia e questa energia arriva fino a noi. Quanto tempo ci mette? Ecco, ad allora arrivare fino a noi? abbiamo dalla regia ci dicono che ora possiamo fare due cose. Abbiamo forse altri 5 minuti
po' di più, un po' di meno, no? Facciamo una cosa, allora. Per scaletta adesso avremo un concerto. Quindi rimanete. Prima un intervento, ok, prima un intervento, poi il concerto e poi però, se rimanete, volete rimanere, proseguiamo con la parte strollica. Detto bene? Con lo strollicumini. Con lo strollicumini. Andava. Ok? Quindi Samantha, dici pure che cosa sta per succedere. Se ci siamo, se dalla regia è tutto pronto. Prima abbiamo parlato dell'espansione dell'universo e magari adesso possiamo saperne un po' di più. In sardo abbiamo Ricky Murgia che di nuovo interverrà e ci racconterà cose sull'universo e su come si espande. Un applauso. Non mi strollico molto, poi lascio neanche il palco, noi non ci piacciono i palchi, lascio così, la ghiaia ai judo. Chi va su gontu e poi si du gontu, contendi, su cosmo esti un frendi, energia oscura, a razze cosa, a boccidura, un friend ogni cosa, sicura giumai di un'acca d'usciu, deus acabai in siscuriu. Induso in 13 miliardus de annus, distanzias e tretus si va in meramannus, sparessia ogni allugi, su gelu, niedu. De chi è sannegi? Gontu. E contaddu. Dunnau caddusciu, sicuro aggiumai, in siscuriu, deus acabai. Ioma diverso, sostanza invariata. Il nostro universo in espansione accelerata. Il responsabile, o la responsabile, non si sa la natura, ma ha un nome ineffabile, energia oscura. Sembra sicuro, non si resiste. Il cosmo in futuro più buio e più triste. Ma volenti o nolenti, con questo tempismo, saremmo già estinti dal capitalismo. Grazie Ricky. E adesso appunto avremo un concerto di Judo. Judo è un duo musicale elettronico nato a Cagliari nel 2020 e composto da Pierandrea Marras e Daniele Garzia, a cui facciamo un applauso. E il loro progetto fonde sonorità elettroniche e testi narrativi, raccontando storie sospese tra un passato immaginario e un futuro perduto. Prima di iniziare però vi chiedo 2 minuti di pazienza, che dobbiamo fare un cambio tecnico e quindi restate qui in attesa.
Prova, check, prova. Il Concorde era il mezzo delle classi dominanti. Un missile perfetto e lucente di insuperata tecnologia. Una macchina del futuro per arrivare prima che il tempo si compisse. Una macchina perfetta. Volava così in alto che i passeggeri, un centinaio, potevano vedere la curvatura terrestre. Sembrava essere il destino di una certa umanità. Privilegiati che distanziavano il resto del mondo a una velocità inconcepibile, che si differenziavano dal resto della biologia 2000 all'ora, senza segni, incongruenze, senza ripercussioni. Quando è uscito dal servizio nell'anno della mia maggiore età, il mondo aveva preso un'altra piega. I gioielli dell'Occidente erano poco più che vessilli inutili. A un certo punto il Concorde è sembrato modernariato, un trabicolo senza più volontà. Ora questi cosi stanno dentro Tosei, credo. Pechino arrivabili strumenti che non devono più dimostrare da che parte sta la ragione, che non devono far rompere la barriera del suono a un ristretto numero di ricchi frettolosi che guardano dal finestrino la loro folle corsa, l'immensa possibilità del loro mondo.
Grazie. La cosa migliore che ho fatto è stata tornare a pagare il libro che avevo rubato. Si trattava di una libreria incastrata nel centro della città, che aveva resistito, quando i librai erano già una specie in via d'estinzione, animali rari avvolti dall'irrazionale mistero di continuare a esercitare una professione ai confini della realtà, quando il pianeta era stato conquistato da librerie in franchising, adeguate al mondo che ci aspettava. Universi irrazionali che avevano altri spazi, altri titoli e un'altra estetica. Un inferno. Il proprietario era in via d'estinzione vicino all'ingresso, in un piccolo spazio ricavato per la cassa. Era una di quelle sere d'inverno di una città che ha un senso solo d'estate, in un anno di un decennio che è stato per me praticamente inutile. Era un periodo strano quello. Uno sputo di posto con scaffali di libri che salivano fino al soffitto. Centinaia, migliaia di libri, che era quasi inutile cercare a caso senza prima chiedere. Do un occhio un po' a caso e ce n'è uno che si intitola Filosofia della musica moderna. Facevo un certo effetto. Per titolo e copertina sembrava un concentrato di tutto quello che mi interessava. Sul momento non avevo i soldi. L'ho preso. Colpa mi hanno assalito per tutto il tempo e sono dovuto tornare indietro. Così sono entrato nella libreria, mi sono avvicinato a uno scaffale e ho fatto finta di prenderlo quando in realtà era già da prima nascosto in un mazzo di fogli che avevo in mano. Sono andato alla cassa e ho pagato. Sembrava non essere cambiato niente lì dentro. Il libraio era la stessa persona di quando lo avevo rubato 17 anni prima.
Grazie. Allora, grazie a tutti. Noi ci chiamiamo Judo e questo è un momento per noi importantissimo perché la divulgazione scientifica è una materia molto delicata e allo stesso tempo fondamentale, quindi per noi è assolutamente un onore essere qui. Ringraziamo gli organizzatori di Ideas, lo farò molte volte stasera, vi ringrazierò tantissime volte. Questi sono eventi preziosi. Chi è seduto oggi qui davanti a noi ha secondo me una fortuna enorme stare davanti a un contesto in cui si parla di scienza per tutti, e questo secondo me è una grandissima fortuna, un grandissimo regalo. Quindi grazie per averci dato la possibilità di essere qui con noi. Vi facciamo sentire un po' di musica elettronica che senza la scienza non esisterebbe. Quindi siamo noi che ringraziamo gli scienziati e le scienziate che ci hanno permesso di suonare oggi. Grazie. La leggerezza di quei professori trafitti dal sole, nelle aule, durante gli esami di maturità. Una maturità falsa, che è falsa sempre, come la parola. Maturità. Ma che vuol dire poi maturità? Forse certi riti, certi momenti hanno bisogno di parole che rendano l'idea, che chiariscano il passaggio da una cosa all'altra. Allora servono parole così, urgenti, definitive. C'è gente che dalla maturità non si è più ripresa. Per fortuna nell'Europa che ha un senso non esiste più la leva obbligatoria, altrimenti ci sarebbe una sovrabbondanza di maturità, fino a un marcire. L'unica cosa che aveva un senso di quei giorni sono i giorni insopportabili che separano l'esame, in posti come la mia città. La sospensione terribile degli eventi, l'umidità. Questa cosa forse ha avuto un ruolo nel diffondersi dei climatizzatori per annullare quella strabordante pesantezza, l'inadeguatezza della città estiva coi tuoi libri. L'oraria in cui cambia il colore del mare e si alza un po' il vento che muove gli ombrelloni tutti uguali degli stabilimenti. C'è un preciso momento nei miei ricordi che sta fermo nella testa. Fatto di tante immagini. C'è un preciso momento nei miei ricordi che sta fermo nella testa. È fatto di pensieri confusi, di immagini che cambiano in continuazione. Un momento preciso di un tempo che sta per cambiare e che comunque non riesco a prendere.
Grazie. Si è parlato stasera di un approccio secondo me molto intelligente, è quello cioè di mostrare la scienza come una cosa che tiene insieme tante cose, tiene insieme le persone anzitutto, le loro culture, ma soprattutto tiene insieme un concetto che è sempre più ristretto, è sempre più contratto, è sempre più vittima di attacchi indiscriminati, che è quello di giustizia, che è un concetto molto universale. Il prossimo brano per noi è molto importante e il testo non l'abbiamo scritto noi, lo ha scritto un poeta cinese che contemporaneamente era anche un operaio di una fabbrica sudcoreana che aveva sede in Cina, e durante uno sciopero si è ammazzato per in qualche modo protestare contro i ritmi di lavoro e contro la sofferenza che lui e i suoi colleghi dovevano patire per lo sfruttamento di cui erano vittime e a cui erano ovviamente sottoposti. Ha lasciato con questo testo che noi abbiamo cercato questa poesia che abbiamo cercato di musicare, di lanciare una protesta, un inno di protesta. Oggi sono moltissime le ingiustizie che abbiamo davanti, hanno tutto un filo conduttore e questo filo conduttore ha quasi sempre come punto di partenza l'ingiustizia che i più forti cercano di far pesare sui più deboli, la forza dei più forti sui più deboli. Noi sosteniamo sempre e in ogni modo la lotta delle persone che cercano di mettere in risalto questa ingiustizia, di cercare di affrontare tutte le questioni per rendere il mondo più giusto, e per questo noi sosteniamo la lotta del popolo palestinese per la giustizia, per avere il diritto di sopravvivere, il diritto di avere il pane, il diritto di andare a scuola, il diritto di avere cure. Questo brano si chiama Foxconn. Grazie. Ho ingoiato una luna di ferro. Alcuni la chiamano chiodo. Ho ingoiato acque di scarico industriali, certificati di disoccupazione. La nostra giovinezza, più inutile delle macchine, muore prima del tempo. Ho ingoiato ritmi disumani, povertà e indigenza. Ho ingoiato passaggi pedonali, una vita ricoperta di ruggine. Non posso più ingoiare altro. Tutto quello che ho ingoiato risale ora per la gola e lascia sulla terra dei miei antenati una poesia di vergogna.
Grazie. Il prossimo brano si chiama Berlino ed è la storia di mio zio. Cagliari negli anni 60 probabilmente doveva apparire in modo diverso a seconda degli occhi di chi guardava. Un posto assolato d'estate, col maestrale, con le persone che ripetono e si ripetono all'infinito. Poche prospettive. E così anche oggi. In un giorno degli anni 60 mio zio è andato a Berlino. Che razza di posto distopico doveva essere Berlino negli anni 60 non ne abbiamo neanche idea. Dove tutta la storia sembrava essersi messa d'accordo per incastrarsi. E poi c'era un tipo di Cagliari che con quella storia non aveva nulla a che fare, che in nessun modo aveva contribuito a crearla, ma che a un certo punto ci si era ritrovato. Chissà con quale ambizioni, con che desideri. All'inizio chiamava e scriveva, rassicurava, poi sempre meno chiamate, sempre meno lettere, una cartolina raramente, poi più nulla. Apparentemente senza motivo aveva smesso di dare sue notizie. Sembrava non voler avere più niente a che fare con il mondo e le persone del suo passato. Quando, molti anni dopo, mia nonna è morta e sono rimasti un po' di soldi, l'hanno contattato all'indirizzo da cui scriveva tanti anni prima. Ha risposto col numero del suo conto corrente, senza una parola. A quell'indirizzo ci sono andato qualche anno fa. Un viale alberato in un quartiere residenziale dove le giovani coppie spingono passeggini sui marciapiedi. Un posto in cui visibilmente le cose erano cambiate negli ultimi decenni, quando la storia di Berlino era cambiata anche lei un'altra volta. Al civico indicato sul citofono c'era il mio cognome. Ho suonato. Mi hanno aperto. In Germania forse è normale. C'era scritto anche il piano e sono salito. Ho suonato il campanello. Avevo il cuore che pompava sulle tonsille, che rimbombava sul palato. La porta si è aperta. Un uomo anziano, di bassa statura, con la faccia tonda, incastrato in uno spazio appena visibile tra la porta e i suoi battenti, che mi guardava, senza dire nulla. Gli ho domandato se fosse lui. Ha fatto cenno di sì col capo. Ho una foto che la tua famiglia vorrebbe farti vedere.
Gli ho detto con la bocca asciutta, completamente impreparato a un momento del genere. I suoi occhi impauriti, vecchi e rassegnati, ha chiuso la porta. Grazie. Grazie a tutti. Adesso vi facciamo l'ultimo brano, un brano che si intitola La fine del futuro. È un brano che c'entra moltissimo con quello di cui si è parlato oggi, ed è stato scritto in tempi come questi, no? In tempi di un pensiero antiscientista che ha preso totalmente il controllo della politica, in cui si dice che i vaccini non sono giusti, e in cui si parla di scienza in maniera scorretta, in cui tutti possono in qualche modo intervenire in modo superficiale, quando non in malafede, su questioni scientifiche. E riguarda la scoperta della Luna, un momento incredibile, un momento affascinante, coinvolgente anche per le masse. Dopo quel momento è sembrato che la gente abbia un po' perso la fame di scienza, la curiosità di guardare le stelle. Ecco. E questo è probabile sia dovuto a una visione della Luna che non ci si aspettava, una visione di una Luna fredda, senza particolari curiosità, senza forse l'aspetto che ci si aspettava da un astro così lontano e così misterioso. Il problema è che quando non si guardano le stelle non si vede il futuro. E quindi il mio ringraziamento per stasera va all'associazione Ideas, che ci fa guardare il futuro. Perché l'unico modo per pensare al futuro è guardare le stelle, così come hanno fatto i nostri antenati, e così come alla fine della critica della ragion pratica diceva Kant, il cielo stellato sopra di me. Grazie, buona serata. La scoperta della Luna è stata la più grande sciagura per gli esseri umani. Gli uomini avevano guardato le stelle per millenni e ora sapevano che non c'era niente. Ammassi di pietra, polvere e sabbia circondavano un panorama senza colori che si perdeva nell'orizzonte vicinissimo. È stato il momento in cui le masse hanno perso interesse per l'universo. Sulla Luna non c'era nulla per gli uomini. Una solitudine che gelava il sangue al solo pensiero. Dopo millenni di suggestione, dalla televisione sono arrivate le immagini di quel deserto. I sogni e la fantasia di quel mistero si sono schiantati nell'atmosfera.
E mentre gli scienziati gridavano un'eureka che si perdeva nel buio del cosmo, la gente perdeva interesse ogni volta che un razzo si staccava da terra, fino ad annoiarsi dello spazio. L'origine del dubbio, il luogo del mistero millenario, era in realtà una noia mortale. L'origine dei sogni distrutta dalle immagini agghiaccianti della luna in mondovisione. Stand by for that event. Columbia, Houston, over. Houston, Columbia, read your last player to me. Bye, Mike. How did it go? Over. Listen, Dave, everything's going just swimmingly. Beautiful. Great. We're standing by for Eagle. Okay, he's on the run. Copy out. Eagle, how do you read? Bye, Eagle, we're standing by for your burner report, over. Roger, the burn was on time. The residual before nulling, minus 0.1, minus 0.4, minus 0.1, X and Z null to 0. Eagle, Houston, we rig you now, you're a go for PDI, over. Roger, descend. Lights on. One, zero. Mission 10%. That's 20 seconds, everything looking good. We show altitude about 47,000 feet. È stato in quel momento che gli uomini si sono riempiti di dubbi, di ripensamenti. È stato così che il futuro ha smesso di esistere.
Grazie a tutti, buona serata. Un applauso ai Judo, grazie mille per questo bellissimo concerto, è stato un onore per noi avervi come ospiti e anzi speriamo di ripetere presto. Siamo arrivati alla fine di questa serata e ne approfitto per dirvi che è arrivato il momento di chiudere la diretta streaming e di fare un po' di ringraziamenti. Ringraziamo Daniele Martini alla regia, tutti i musicisti della serata, a partire dai Judo, poi abbiamo Gianpicchio alla chitarra, Nenni alla tastiera, Augusto Mura ai disegni e alla regia, Tommy al mixer, Ricky, Marieddu, Alessio e Mattia per i loro interventi, ai telescopi Gigi, Gabriele e Mattia, e poi tutto il team Ideas che lavora dietro le quinte e al banchetto. Abbiamo Laura, Antonello, Federico, Alice, Ginevra, Simona Vacca, Valentina Pascai, Daniele Soddu, i nuovi aggiunti. E infine grazie a tutti voi per essere venuti e per essere restati fino alla fine, per noi è prezioso. E niente, ci vediamo alla prossima bidda. Se volete resteremo ancora qui a smontare e a rispondere a tutte le vostre domande, quindi raggiungeteci. Grazie ancora. Fatele anche applauso alla nostra conduttrice di questa sera, Samantha. Brava Sam. Se volete ci sono ancora delle box di smorzo che potete che potete mangiare domani a pranzo. Pertanto vi aspettano lì al banchetto. Grazie ancora.